Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo lunedì 26 luglio per raccontarvi tutto quello che sta succedendo a nord-est, come sempre. Oggi con un po' di anticipo rispetto alla solita tabella di marcia, perché a mezzogiorno ci colleghiamo con l'altopiano di Asiago, dove c'è un'importante inaugurazione. Si torna a riaprire infatti il punto nascite dell'ospedale dell'altopiano, che era fermo da circa un anno per vari motivi. Ci sarà il governatore Zaia con le istituzioni locali, con l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Una giornata importante quindi per l'altopiano dei 7 comuni che vi racconteremo. Sicuramente ci sarà anche un punto stampa veloce sull'emergenza Covid, sulla campagna vaccinale in corso e sicuramente anche delle prese di posizione da parte del governatore, anche alla luce di quello che sta succedendo, le manifestazioni no pass che abbiamo visto nel weekend, il dibattito politico che per certi versi si è estremizzato. Quindi sono tanti i temi sul tavolo anche oggi. Ci sono poi le soddisfazioni che arrivano dalle Olimpiadi per gli atleti del Veneto, ma direi di cominciare dalla cronaca, perché si sono registrati in queste ore, in questo weekend, diversi incidenti, soprattutto sulle strade. Partirei dalla fine, partirei dal drammatico incidente che si è verificato oggi verso le 7:30 tra la via Feltrina e via Gabriele a Treviso. Siamo quindi nella zona di Monigo. Un uomo di cui ancora non sono state rese note le generalità è stato infatti improvvisamente investito da un'auto mentre percorreva in sella alla sua bici la ciclabile della zona. L'impatto è stato violentissimo, tanto che l'autovettura ha subito danni ingenti nella parte frontale. Lo potete vedere dalle immagini. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, sembra che l'uomo alla guida dell'utilitaria abbia avuto un malore improvviso, perdendo così il controllo del mezzo, che poi ha colpito il ciclista che ha avuto la peggio. Immediatamente soccorso da un medico casualmente lì di passaggio. Il ciclista è stato poi rianimato grazie anche all'intervento sul posto del SUEM 118. Una volta ritornato il battito cardiaco lo hanno trasportato urgentemente al Cafoncello con un codice 3, quindi un codice di estrema gravità. Per i rilievi di rito, lo avete visto sul posto, è intervenuta la polizia locale guidata dal comandante Andrea Gallo. Un'altra tragedia sulle strade di Marca si è consumata ieri sera a Sernaglia della Battaglia in via Castello verso le ore 20. Vedete quest'uomo, si tratta di Lino Zannoni, molto noto in zona perché è titolare della gelateria Fontanelle proprio a Sernaglia. Zannoni stava viaggiando in direzione Pieve di Soligo con la sua Vespa Piaggio quando ha perso improvvisamente il controllo del motociclo, finendo prima in un campo alla sua destra, poi contro il muretto di una casa a lato strada nelle vicinanze del bar La Telliera. I residenti hanno subito allertato il SUEM 118, intervenuto con un'automedica, ambulanza e di soccorso. Ovviamente è rientrato quest'ultimo a vuoto perché per l'uomo non c'era più nulla da fare. La sua scomparsa improvvisa ha scosso nella serata di ieri tutta la comunità di Sernaglia, dove proprio per il suo lavoro e il suo impegno Zannoni era molto conosciuto. Ma quella di ieri è stata una giornata tragica fin dalla mattina, con l'incidente che si è registrato tra Castagnole e Postioma all'altezza dell'incrocio dell'ex trattoria da Oro. A perdere la vita una donna di 52 anni, Barbara Monaco. Questa è la cronaca.
Il dramma si è consumato sotto gli occhi di tanti automobilisti e residenti della zona, impotenti di fronte alla morte di Barbara Monaco, trevigiana 52enne, che si trovava a bordo della moto guidata dal marito di 58 anni. Sono circa le 11 sulla Feltrina, i due stanno viaggiando in direzione Montebelluna quando, per cause da accertare, la moto tampona un'auto ferma al semaforo poco prima dell'incrocio dell'ex trattoria da Oro. Frazioni di secondo la due ruote sbanda e invade l'altra corsia di marcia, dove sopraggiungono un furgoncino e un'altra auto. La carambola è micidiale, con la macchina che prima travolge la moto e poi va a sbattere contro il cancello di un'abitazione, abbattendolo. Marito e moglie volano sull'asfalto. Per Barbara Monaco è un volo fatale, muore praticamente sul colpo. Io ho visto soltanto la signora per terra, che era già deceduta e coperta, purtroppo, e ho visto che stavano cercando di rianimare il marito, e basta. Poi siamo stati qua in attesa finché loro hanno cercato di avere la sicurezza che lui era, insomma, in grado di essere caricato in ambulanza. Una volta stabilizzato, il marito, rimasto cosciente, viene ricoverato in pronto soccorso al Cafoncello con numerose fratture. A portare i primi soccorsi sul luogo della tragedia i vigili del fuoco, che si stavano recando proprio in quel momento a Ponzano per un incendio in un campo. Arrivano poi i sanitari con l'elicottero del SUEM, supportato da ambulanza e automedica. Il corpo senza vita della donna resta a terra in attesa del nulla osta del PM, mentre la viabilità va letteralmente in tilt in entrambe le direttrici. Barbara lavorava all'Intesa San Paolo, in tanti in queste ore la stanno ricordando sui social, amici e colleghi. Questo non ce lo dovevi fare, lasci un immenso vuoto. Il marito rimane ricoverato a Treviso e non è in pericolo di vita. I rilievi sono affidati ai carabinieri di paese. E saranno celebrati domani, martedì 27 luglio alle 16 nella chiesa di Ponte di Piave i funerali di Simone Perin, il ragazzo di 17 anni morto martedì scorso in un incidente stradale a Fontanelle. Qui vedete le immagini della tragedia. Il ragazzo era in sella al suo motorino quando ha tamponato un'auto ferma, un semaforo temporaneo per dei lavori. Per lui non c'è stato nulla da fare, la violenza dell'urto sul lunotto posteriore dell'auto non gli aveva lasciato scampo. Domani quindi l'ultimo addio a Simone Perin, un incidente che nelle dinamiche è molto simile a quello che vi abbiamo raccontato poco fa e che è costato la vita alla trevigiana Barbara Monaco. Sempre tragedie sulle strade. Questa mattina alle 7:10 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 245 in via Castellana a Scorzè. Siamo quindi nel veneziano, per un'auto finita in un fossato dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita assieme ad una passeggera. I pompieri arrivati da Mestre anche con l'autogru e i sommozzatori per la presenza di acqua nel fossato hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto le due donne, che sono state prese in cura dal personale sanitario del SUEM. Le due ferite sono state stabilizzate e trasferite in ospedale. Le forze dell'ordine hanno così deviato il traffico e eseguito i rilievi ovviamente del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Questo quindi sulle strade del Veneto nelle ultime ore, una vera e propria strage che del resto è dimostrata anche dai dati in aumento delle incidentalità e dei ricoveri in terapia intensiva, come del resto sottolineato anche nelle scorse settimane dal governatore del Veneto Luca Zaia. Ma torneremo su questi drammi anche nel corso della nostra diretta e dei nostri telegiornali. Non è stata una giornata facile quella di ieri, nemmeno sulle spiagge. Un dramma si è registrato in spiaggia a Caorle, nella località di Duna Verde, quindi siamo tra Caorle ed Eraclea Mare, in un tratto di spiaggia libera. Un bagnante in acqua è andato in difficoltà, forse per un maloro, probabilmente a causa del mare mosso, e a un certo punto non è più
riemerso. Si trattava di una 51enne irlandese che si trovava in vacanza con la famiglia. Da qui il tentativo disperato del figlio sedicenne di soccorrerlo. Si è tuffato in acqua, ha raggiunto il padre per portarlo a riva, ma non ce l'ha fatta. Il ragazzo a sua volta è stato soccorso in condizioni gravi e è lì trasportato all'ospedale di Mestre, dove si trova ancora in terapia intensiva, ma appunto dicono dall'ospedale non è in pericolo di vita. Il padre per l'appunto è morto. Si trovavano in vacanza sul litorale in un agriturismo di Eraclea, poco distante quindi da Duna Verde e dal luogo della tragedia. È intervenuta anche la Guardia Costiera di Caorle e ovviamente le indagini sono ancora in corso, ma la dinamica è molto chiara. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa poco dopo mezzogiorno, ma è stata una giornata difficile anche in altre località poco distante, per esempio a Eraclea. Un altro intervento è stato effettuato in mattinata dai carabinieri, protagonista un 40enne albanese che stava facendo il bagno e ha iniziato ad annaspare. Soccorso dal bagnino, è stato poi assistito dal personale del SUEM 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso. Anche a Jesolo il mare mosso ha creato delle situazioni di rischio. Un uomo 50enne, due bambine di 8 e 13 anni si trovavano in acqua con dei gonfiabili all'altezza della Torretta 22 quando il forte vento e la corrente li hanno spinti sotto un pontile. In loro soccorso è intervenuto un bagnino, il quale non senza difficoltà li ha aiutati a tornare a riva. I tre hanno riportato soltanto e fortunatamente dei tagli, ma proprio i bagnini in queste ore stanno denunciando un atteggiamento particolarmente sconsiderato da parte dei bagnanti. Leggiamo dal Gazzettino: allarmi disattesi, bagnanti incoscienti. È un aspetto di questa strana estate 2021. Sempre per la cronaca rimaniamo nel veneziano, siamo sempre in attesa di collegarci in diretta con il governatore del Veneto Luca Zaia in visita all'ospedale di Asiago. Vi dicevo, nel veneziano ancora la cronaca con la comunità di San Donà di Piave sotto shock per la morte di un ragazzo di 16 anni, Christian Bottan, che ieri stava giocando a calcio in un oratorio di Passarella, frazione appunto della San Donatese. Il giovane avrebbe avuto un improvviso arresto cardiaco, è stato soccorso e trasportato all'ospedale nel più breve tempo possibile, ma i tentativi di salvarlo sono stati vani. Secondo le fonti, molti quotidiani, il ragazzo soffriva di una patologia cardiaca pregressa, ma ulteriori verifiche sono in corso. Vedo che la situazione ad Asiago si sta in qualche modo popolando. Sono in attesa del governatore Zaia e dell'assessore Manuela Lanzarin. È una giornata importante per l'altopiano dei 7 comuni. Sappiamo quanto la sanità sia importante tout court, ma lo è particolarmente per quelle zone più periferiche del Veneto, dove i presidi sanitari diventano presidi del territorio a favore dei cittadini. E chiaramente un punto nascite ha un valore anche simbolico molto importante. Vi abbiamo raccontato anche di recenti inaugurazioni nel Bellunese, da Feltre a Pieve di Cadore, ma appunto ad Asiago torneremo fra poco. Tra l'altro vi devo dar conto anche del maltempo, perché il maltempo ha battuto e anche parecchio nella giornata di ieri, soprattutto nella fascia pedemontana. Ci sono state forti grandinate nel pomeriggio, soprattutto nella zona del
il Basso Feltrino, Quero, Alano, ma anche Cavaso del Tomba, Pederobba, quindi tutta quella fascia tra provincia di Belluno e provincia di Treviso. Queste sono le immagini postate dalla pagina Facebook seguitissima di Meteo Bassano e Pedemontana. Ci sono stati danni a carrozzerie di auto e ad alcune coperture. Una grandinata molto forte, così ci ha riferito anche il sindaco di Pederobba Turato nelle scorse ore, ma appunto a essere battuta particolarmente la zona di Quero e Alano. Alcune aziende agricole della Val Belluna nella zona di Feltre sono in estrema difficoltà. Già la stagione non era partita benissimo dal punto di vista meteorologico. Ci sono stati problemi anche nella zona dell'Asolano, dove è scattata la solita paura, chiamiamola così, per i vigneti che già nei scorsi mesi sono stati in qualche modo bersagliati dal maltempo. Resta alta l'allerta anche nella giornata di oggi, sono previsti acquazzoni nel pomeriggio, l'allerta scatterà quindi nuovamente a breve fino alla serata. Tra l'altro in mattinata e fra poco ci collegheremo con il Vicentino. Ci sono stati problemi a Bolzano Vicentino. Vi mostro queste immagini della nostra Luisa Bertini che si trova sul posto. Eccole, quindi alberi abbattuti, coperture danneggiate, soprattutto dei capannoni. Gravemente lesionata, ecco, vedete, è un'immagine impressionante, parliamo anche di un albero di grosse dimensioni, sradicato dal terreno. Ma vedo che siamo pronti con Asiago, è arrivato Zaia, linea Vanessa Banzato e ad Asiago. Ma tu lo senti? Tu riesci a parlare? Io perché non sono invitato io? Buongiorno. Su queste belle fasce magari mettiamo tutte assieme, se delle foto. Pronto? Vabbè. Pronto? Pronto? Ecco, ci stiamo posizionando anche noi, c'è la collega Vanessa Banzato con Andrea Benetti. Vedete, il clima è chiaramente quello delle grandi occasioni e non potrebbe essere altrimenti, perché il punto nascita è ovviamente un presidio strategico fondamentale per la sanità, soprattutto in montagna. Vedo che si stanno preparando appunto a parlare il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Asiago, vedo poi le autorità sanitarie, c'è anche l'assessore regionale Emanuela Lanzarin che sull'altopiano di Asiago è spesso presente e che si era appunto mobilitata in prima persona per garantire il servizio di ostetricia all'ospedale di Asiago che sta vivendo, questo va detto, una nuova stagione, un nuovo ospedale a servizio dei comuni e delle genti dell'altopiano. In questi mesi l'ospedale di riferimento è stato quello di Bassano, il San Bassiano, ma non solo, perché c'è una tradizione da parte degli abitanti dell'altopiano di Asiago, soprattutto della zona di Enego, Stonera, a rivolgersi anche all'ospedale di Feltre, quindi scendere verso la Valsugana, imboccare la galleria di Arsier e arrivare all'ospedale di Feltre, che già serve non solo il Feltrino ma anche tutta la vallata del Primiero. Non so se sono iniziati gli interventi, chiedo alla regia, mi sembra che qualcuno stia parlando, o sbaglio? Ecco, no, non siamo ancora in grado e quindi vi dicevo una giornata che seguiremo fra poco
ci collegheremo quindi con Asiago, manca davvero pochissimo. C'è una bella notizia e ve la do perché insomma abbiamo iniziato questo appuntamento, questa diretta con una serie di fatti di cronaca che hanno sconvolto il Veneto, incidenti stradali e non solo, ma ci sono anche delle soddisfazioni olimpiche e che soddisfazioni perché l'Italia è argento nella staffetta 4% stile libero. Ed è una medaglia questa che parla per metà Veneto perché il quartetto azzurro era composto, li vedete, da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. Ebbene, Thomas Ceccon e Manuel Frigo sono due atleti veneti. Manuel Frigo ha 24 anni ed è di Cittadella, è atleta della Polizia di Stato e già si è contraddistinto in numerose gare sui circuiti nazionali e internazionali. Thomas Ceccon ha invece 20 anni, è vicentino di Thiene e anche lui veste la maglia della Polizia di Stato. La vittoria è arrivata alle 5:15 di stamattina, appunto nella 4% stile libero maschile. Per la prima volta nella storia olimpica l'Italia sale sul secondo gradino del podio. Vedo però che ha preso la parola il sindaco di Asiago. Torniamo su Asiago. Che deve anche rimanere nella storia quello che è il contenuto delle dichiarazioni di questa giornata così epocale. Buongiorno a tutti. Questa cerimonia è stata convocata per celebrare la riapertura del nostro punto nascita, ma rappresenta idealmente il momento in cui vogliamo sancire l'avvio del nuovo ospedale, un evento importantissimo che suggella la conclusione di un lungo e articolato percorso. Lasciatemi dire che per un amministratore pubblico eventi come quelli odierni rappresentano un traguardo non solo per l'emozione che è connessa all'eccezionalità del momento, ma anche e soprattutto per la consapevolezza che non si tratta assolutamente della fine di un percorso, ma viceversa di un nuovo inizio. Sono certo che si tratti di una giornata importantissima per la nostra sanità, poiché la nascita di un nuovo ospedale deve portare con sé la consapevolezza che si è dinanzi ad un bene prezioso che va custodito, va protetto, va coltivato finché possa produrre i migliori frutti. Le esigenze imposte dal progresso scientifico, tecnologico, sociale, unitamente alla necessità di un concreto adeguamento delle strutture sanitarie esistenti, hanno determinato la convenzione che fosse opportuno avviare la costruzione del nuovo ospedale di Asiago. La vetustà della struttura ospedaliera, non più in linea con gli standard di qualità e di sicurezza, venne ribadita una decina d'anni fa e fu così che, grazie ai contatti intrapresi con la Regione Veneto, divenuto ineludibile il problema, venne reso possibile un investimento così importante, l'ha ricordato prima il direttore generale, per dotare la nostra terra di una nuova ed efficiente struttura sanitaria. E i frutti della mediazione politica intrapresa, ricordo l'impegno profuso in tal senso dall'ex sindaco di Asiago, dottor Andrea Gios, sono qui oggi rappresentati da eccellenti standard tecnologici idonei a garantire ottimi livelli di cura per tutta la nostra popolazione, nell'intento di tutelare quanto di più importante ognuno di noi possiede, la tutela della salute. È stato questo l'elemento distintivo dell'impegno civile della nostra comunità, che nel corso degli ultimi 30 anni si è battuta con costanza e determinazione per rivendicare il diritto sacrosanto di poter disporre di servizi sanitari in grado di rispondere alle esigenze di tutta la popolazione e dei molti turisti che frequentano la nostra montagna. Sapevamo che il nostro grido di aiuto avrebbe trovato ascolto nelle sfere alte delle istituzioni. Eravamo convinti, per la sensibilità che la contraddistingue, che le nostre manifestazioni pacifiche e propositive avrebbero trovato in lei un interlocutore non indifferente. Ed è per questo, signor Presidente, che a nome della mia comunità desidero ringraziarla per aver voluto essere qui tra di noi oggi per concludere un percorso che l'ha vista protagonista sin dalla posa della prima pietra di questa moderna e straordinaria struttura.
La ringrazio anche per aver compreso che la montagna ha bisogno di aiuto concreto, di fatti, di sicurezza, della presenza rassicurante delle istituzioni. Desidero ringraziare tutti i direttori generali che si sono succeduti in questi anni, i dottori Compostella, Roberti e Simoni, che si sono occupati delle molte vicissitudini caratterizzate da fallimenti delle imprese costruttrici, da riprese di attività, da rallentamenti inattesi, che li hanno messi a dura prova nel percorso che ha contraddistinto la realizzazione di questo nuovo ospedale. A loro va il mio personale ringraziamento per aver mantenuto con il nostro territorio, in particolare con noi sindaci di 7 comuni, rapporti improntati alla trasparenza ed al rispetto, nonostante l'immancabile dialettica con la quale alle volte abbiamo affrontato le tematiche più spinose della nostra sanità. Desidero ringraziare il dottor Bramezza per l'impegno profuso in questi primi mesi del suo incarico. Abbiamo trovato in lui un ottimo interlocutore e siamo convinti che sarà in grado di governare egregiamente questa nostra complessa ma avvincente ULSS. A lui chiediamo che la nostra azienda si possa contraddistinguere per la capacità di ottimizzare i percorsi di salute degli ammalati, favorendo ogni possibilità di integrazione tra ospedale e territorio, ben sapendo che questo è il frutto e il futuro, che questa è la vera prospettiva per mantenere e custodire il bene salute. Vogliamo inoltre con questa nuova struttura che questa sia una esperienza che possa portare ad un costante miglioramento nel suo operare, si ponga quale elemento sostanziale della rete delle diverse strutture sociosanitarie esistenti nel suo territorio, nella sua area sovrazonale, nel suo contesto regionale, favorendo concretamente un'integrazione sia con gli altri ospedali, magari anche con il mondo universitario, per il preziosissimo contributo culturale che tale ambito potrebbe portare in una struttura così moderna ed efficiente come quella che oggi noi inauguriamo. Le chiediamo, signor Presidente, di vigilare affinché il traguardo che oggi noi celebriamo, grazie anche alla deroga ai piccoli punti nascita che lei ha voluto tenacemente conseguire, non voglia essere annacquato a causa delle difficoltà che spesso informano i complessi meccanismi del funzionamento della sanità pubblica. C'è bisogno di collaborazione tra i vari ospedali dell'ULSS e di fuori ULSS. C'è bisogno di relazioni costruttive per il bene comune, di quell'interscambio di professionalità che possa permettere al nostro punto nascita di operare garantendo la necessaria sicurezza alle donne e ai bambini, di divenire un'eccellenza nel panorama della sanità veneta, potendo rappresentare magari nel tempo, anche grazie all'avanguardia degli impianti delle sale parto, un'oasi del parto naturale in grado di attrarre pazienti da fuori altopiano. Noi ci crediamo, signor Presidente, crediamo nelle capacità e nel lavoro del responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia, dottor Andrea Cocco, crediamo nell'impegno delle nostre ostetriche e di tutto il personale infermieristico, crediamo pure nella sinergia con i primari dell'ostetricia e ginecologia di Bassano, Rulli e Sant'Orso Scollo. Credo che qui oggi emerga con chiarezza l'orgoglio di aver costruito qualcosa di veramente importante, di veramente bello, di veramente utile, che rimarrà quale ricordo storico indelebile nella memoria di ognuno di noi. Da tutto ciò deriva la voglia di ringraziare tutto il personale medico che si impegna ogni giorno con passione e instancabile dedizione a favore dei pazienti del nostro ospedale, di tutti i sindaci e i consiglieri comunali e regionali, oltre agli assessori comunali e regionali qui intervenuti, alle altre autorità civili, militari ed ecclesiastiche, i rappresentanti del comitato di tutela del nostro ospedale e le mamme dell'altopiano che vedo qui intervenute numerose. Voi con la vostra presenza e con la vostra vicinanza oggi riconoscete l'importanza che grazie alla Regione Veneto si è voluto dare a questa nostra terra e alla sua sanità. Grazie. Ecco, abbiamo sentito il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Ster nel suo intervento, l'importanza appunto data alla presenza di un ospedale all'avanguardia sull'altopiano. La parola passa adesso al presidente dell'Unione Montana della Spettabile Reggenza 7 Comuni, Bruno Oro, sindaco di Foggia.
Oggi, 26 luglio 2021, è veramente una grande giornata per il nostro altopiano. Inauguriamo il nuovo ospedale. È stato sfatato lo scetticismo di alcuni e premiato l'impegno di molti. Un saluto va ai presenti a questo evento che rende tutti noi amministratori locali e regionali orgogliosi. Ce l'abbiamo fatta. Ringrazio per questo il governatore Zaia e gli chiedo a nome degli altopianesi di estendere le nostre grazie ai responsabili politici e amministrativi che hanno concorso a credere e lavorare per giungere a questo grande momento. C'è ancora molto lavoro da fare perché l'ospedale sia completato, ma intanto l'offerta sanitaria ha ripreso bene nonostante il lungo e preoccupante periodo di Covid. Chi ci lavora lo fa sicuramente con rinnovato entusiasmo e eccellenze professionali non mancano. Si opera meglio in un ambiente nuovo, luminoso, colorato, già ben attrezzato, immerso nel verde e che per ora già risponde bene anche alle esigenze di recupero e riabilitazione. L'ospedale ha, come già la vecchia struttura, un minimo e discreto impatto ambientale e le persone dell'altopiano ringraziano perché loro vengono risparmiati impegnativi e onerosi tragitti. Certamente casi particolari o esigenze personali sarà possibile accedere alle strutture in pianura, ma la tranquillità di poter gestire la quotidianità in un luogo dove la vita non è sempre facile fa tirare un sospiro di gratitudine. Per l'altopiano questa istituzione ha molta importanza sia dal punto di vista sociale che economico. È indispensabile soprattutto per gli anziani, neonati e bambini, per urgenze che possono interessare i locali ma anche i turisti durante tutto l'anno, ma particolarmente durante l'estate e l'inverno. È inoltre da ricordare che l'ospedale è un'importante fonte di reddito per le famiglie locali, per garantito un posto di lavoro non lontano da casa e ciò scongiura perdite professionali per migliorare verso i grossi centri di pianura e conseguente spopolamento. Una quarantina di chilometri possono sembrare pochi a chi percorre le strade, ma da noi curve, traffico, dislivelli, strade non agevoli e agenti atmosferici possono fare la differenza. Ringraziamo gli amministratori del dopoguerra che hanno fortemente voluto un ospedale ad Asiago, struttura che è stata una manna per i nostri nonni, i nostri genitori e di cui anche noi abbiamo tanto usufruito. Basta guardare i nostri luoghi di nascita. Asiago è scritto in quasi tutte le carte di identità di chi ha più o meno la mia età. L'ospedale ha contribuito a far crescere economicamente tutti i comuni dell'altopiano. Permettetemi di ringraziare i lavoratori, gli operatori a tutti i livelli e il personale medico-sanitario in genere che opera con dedizione economiche inconiabili nel nostro ospedale, con l'augurio che questa importantissima istituzione abbia lunga vita e sia messa nelle condizioni di migliorare sempre di più. Rinnovo il mio saluto e assicuro il costante impegno delle amministrazioni dei 7 comuni e dell'Unione Montana che da poco rappresento. Grazie. Bruno Oro, il neopresidente dell'Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni e sindaco di Foggia. Adesso da programma la parola passa al governatore Zaia. Sto un po' più distante così non uso la mascherina. Sono all'aperto, non infrango regole. Buongiorno a tutti, ben trovati. Non stai a dirmi bravo prima di sentire cosa che dico, perché è come firmare e cambiare in bianco. No, grazie e buongiorno a tutti. Ringrazio tutti per essere qua stamattina. Ho ascoltato con attenzione le parole del dottor Bramezza, che saluto, del sindaco Rigoni e del presidente dell'Unione Montana. E siamo qua in forza, no? C'è l'assessore Lanzarin che poi, io sono sotto il riflettore, parlo, fa bella figura, dopo c'è anche chi lavora, ma saluto anche il vicepresidente del Consiglio regionale Finco che è attento alle dinamiche di questo territorio e devo dire che è il più presente anche nel segnalarci tutto quello che insomma non funziona oppure le emergenze e le esigenze dei territori. Saluto anche il consigliere Possamai che vedo qui, il consigliere Zecchinato, il consigliere Giacomin e l'assessore Donazan con la quale ho parlato anche prima, mi scuso. Se ho dimenticato qualcuno perdonatemi. 2 o 3 considerazioni.
La prima, penso che questa inaugurazione di oggi, che è la storia di un travaglio in un travaglio, giusto signore? Perché se ci pensate, io non so quante parolacce, quante incazzature mi sono preso, perché ogni volta c'era una novità che il cantiere si fermava. Qua è accaduto di tutto con questo cantiere. Io ricordo che abbiamo fatto la posa della prima pietra, peraltro c'era ancora anche il maestro Olmi quel giorno alla posa, ed è stata da subito la volontà di andare avanti con questa operazione. A me spiace che negli anni qualcuno magari possa aver pensato che la regione, siccome un po', adesso parlo alla gente di montagna perché ne conosco tanti, un po' c'è questo adagio, no? Più bassa è l'altitudine, un po' più rincoglioniti sono. Se di solito si pensa sempre così, perché non sanno i problemi della montagna, non conoscono le difficoltà, non sanno che Asiago prima della salita ci sono 33 km per arrivare in piazza Asiago e tutte queste robe. Li conosciamo questi problemi. Prova ne sia che dal 2010 ad oggi, gli anni nei quali io sto governando questa regione, mi hanno consegnato 68 ospedali in mano e non ne abbiamo chiuso uno. Peraltro, se dovessi proprio dirla tutta fino in fondo, al di là di questo travaglio, pensate che se l'avessimo dato a un privato in mano e se fosse fatto da solo, in 1 anno e mezzo faceva tutta l'operazione. Noi che siamo ufficio complicazioni e affari semplici e conta di più gli avvocati, scusa sindaco, che quelli che porta la carriola qua a Malta, finisce che qua il cantiere è andato avanti a rilento, ma non per incuria nostra, perché la legge lascia degli spazi anche di interlocuzione e ritardi. Però vorrei ricordare che abbiamo investito qui 35 milioni, abbiamo investito a Cortina, anche lì pensate facevano addirittura vedere i pazienti portati via con l'ambulanza annunciando che si sarebbe chiuso l'ospedale, invece ha avuto un rilancio unico. Abbiamo investito a Lamont, a Pieve di Cadore e poi evito di farvi tutta la lista. Allora, noi crediamo che questo ospedale abbia 2 effetti. Il primo, e lo diceva prima il sindaco, ma lo diceva anche il presidente della comunità montana, lo ha accennato anche Bramezza, il cittadino ha comunque un presidio, ha 104 posti letto, ha dei professionisti, che ringrazio e saluto tutti, che si occupano della salute. Dopodiché, ragazzi, se mi venite a dire che il futuro di un ospedale come quello di Asiago, piuttosto che quello di Conegliano del mio paese o di altri, è quello che bisogna pensare che la sanità del futuro sia generalista e deve ingrandirsi come un panettone, vi dico che la casistica è importante la specializzazione, ed è questo che dovremmo dedicare a questo ospedale come a molti altri ospedali, ed è quello che dobbiamo pensare che la vera sfida per noi per il futuro è ridurre il tasso di ospedalizzazione, cioè vuol dire stare poco in ospedale, utilizzare nuove tecnologie. Su questo vi tranquillizzo io, gli acquisti che stiamo facendo in tutti gli ospedali li facciamo anche per Asiago, cioè non è che qua avete le macchine di serie B e qualcuno ce l'ha di serie A, perché non funziona così, perché i cittadini devono avere tutti gli stessi diritti. Però se mi chiedete di avere la TAC a 253 strati per fare la verifica di tutto quello che sono le arterie coronarie, le coronarie e fare un'indagine cardiaca approfondita, vi dico che il cuore si trapianta a Padova, al centro Gallucci. Però ciò non toglie che gli investimenti si facciano, e ciò non toglie che oltre a dare l'assicurazione ai cittadini ne abbiamo un altro comparto da rassicurare, che è quello dei turisti, che non è irrilevante nell'altopiano di Asiago, ovvero che i turisti abbiano comunque un presidio di riferimento, dove c'è un PS, dove c'è un punto nascita, dove comunque le emergenze vengono affrontate, dopodiché se non basta qui, si andrà pian piano, ci si avvicinerà alle cliniche universitarie, ma strada facendo c'è Bassano, strada facendo ci sarà Sant'Orso, Vicenza e così via. Funziona così. Quindi l'ultimo miglio ben servito, questa è la nostra filosofia, in grado di fare in modo di non complicare la vita ai cittadini, poi se le cose sono super complicate, in base alla complicazione ci si regola. Continuiamo a investire. Guardate, se voi immaginate la sanità del futuro e qualcuno andasse a leggere i nostri discorsi di oggi e li vedesse fra 10 anni, probabilmente direbbe, quel giorno insomma ha fatto discorsi da vecchi, no? Perché la verità è che l'ospedale del futuro è l'ospedale delle alte tecnologie, delle professionalità, delle specialità. Ha ragione il sindaco di dire, il DM70 per legge ha chiuso questo punto nascita, Cioè, avete capito che questa mattina inauguriamo un punto nascita non in linea con la legge nazionale? E così ne abbiamo tanti, abbiamo Portogruaro,
abbiamo questo, Pieve di Cadore, insomma abbiamo fatto questa scelta assumendoci le responsabilità, ma se lo assumono anche i sanitari, di comunque dare un servizio ai territori, perché l'idea nazionale è stata quella, col ministro Lorenzin, di dire che sotto i 500 parti all'anno, e qui per quanto vi diate da fare a 500 parti non ci arrivate, è pericoloso il punto nascita e quindi va chiuso. Noi invece la leggiamo in un'altra maniera, che siccome il nostro monitoraggio e la sanità del Veneto, i vostri uomini e donne della sanità monitorano la gravidanza, fanno tutte le verifiche, sono in grado quantomeno di definire quale sarà il percorso di questa gravidanza fino al punto della nascita. Quante volte vi capita che vi dicono quando devi partorire e voi gli dite partorisco il 20 novembre alle 8:30 del mattino. Uno dice questa è sanità, nel senso che il parto programmato, e quindi qualche signora che avrà un parto più complicato con delle difficoltà andrà a partorire dove c'è la rianimazione pediatrica, la neonatologia, non casca al mondo, ma qui comunque riusciamo a garantire la stragrande maggioranza dei parti in altopiano, in modo tale che i ragazzini nati avranno scritto nato ad Asiago. Questo è quello che ci interessa dire, però anche questa è una sfida. Abbiamo passato, vi ricordo che questo punto nascita, signore e signori, è chiuso dal 27 marzo 2020. Si è beccato in faccia tutto il Covid, tutto se l'è beccato, come se l'è beccato anche il cantiere. Quindi oggi ha un altro significato, che è il terzo significato, che io spero che si vada verso questa uscita dal Covid. Allora, per ottobre noi avremo circa l'81-82% dei cittadini veneti vaccinati con almeno una dose, vuol dire che hanno comunque o completato il loro ciclo vaginale diventerà famoso l'ospedale per questa gaffa. Andrete su tutte le televisioni. Sapete qual è il problema? Che avendo fatto veterinario ogni tanto mi scappa qualcosa dal fondo. E quindi hanno completato il loro ciclo vaccinale e ringrazio, pensate, abbiamo 1600 persone che tutti i giorni vaccinano i nostri cittadini e abbiamo 60 centri vaccinali. Allora, io dico che questa per noi rappresenta una via di uscita. Non sto facendo proseliti per i vaccini, rispetto alle idee di tutti. La vaccinazione in Italia è volontaria, però è pur vero che la tua libertà finisce dove inizia la mia e la mia libertà finisce dove inizia la tua. Quindi se tu decidi di non vaccinarti, rispetti, hai l'obbligo di rispettare chi si vuol vaccinare, perché qui funziona così. Lo dico perché se vado a vedere i ricoveri, in questo momento abbiamo 151 persone ricoverate, che sono poche rispetto ai 3.400 che avevamo il 31 dicembre 2020, e abbiamo 21 persone in terapia intensiva. Se vado a vedere gli ultimi 16 ricoveri in terapia intensiva di questa nuova ondata della variante Delta, sono 15 persone non vaccinate e una persona vaccinata con una sola dose di 54 anni. Questi sono i dati di fatto. E se oggi la variante Delta, che spesso interessa i nostri giovani, l'età si è abbassata dai 15 ai 24 anni, è la fascia più colpita, se la variante Delta non fa così proseliti in mezzo alla popolazione è perché siamo vaccinati, perché non ci siamo solo messi in sicurezza personalmente, ma abbiamo fatto anche un atto, come si può dire, di bene comune condividendo questa sfida. L'immunità di gregge non è che c'è un gregge e un altro gregge, è sempre quello la prateria dove tutti pascolano, che è la popolazione. Questa notte siamo riusciti a portare a casa, ringrazio il dottor Rosi e quindi tutti gli uomini e donne anche lì dell'emergenza urgenza, i 13 ragazzi provenienti da Malta bloccati a Roma positivi, e quindi li abbiamo gestiti con delle ambulanze, perché facile a dire, ma chi è che guida un mezzo sapendo che ha un pullman con 13 ragazzi positivi? E quindi li abbiamo gestiti con le ambulanze, sono tornati tutti in Veneto, l'ultimo è arrivato mezz'ora fa a Vidor da Treviso, e quindi anche qui abbiamo fatto una bella operazione. Vi dico che in questo anno, volevo darvi solo questo dato e poi non vi disturbo oltre, in questo anno noi abbiamo avuto, cercati da noi con i tamponi, quindi chissà quanti sono i positivi che abbiamo avuto dal 21 febbraio del 2020, abbiamo avuto 429.000 contagiati certi, certificati. Lo dico a tutela dei medici, metà di questi signori veneti non hanno avuto sintomi,
Allora, se sono 420.000 vuol dire che 210.000 sapevamo che erano positivi perché li abbiamo incrociati col contact tracing andando a cercare i positivi nelle famiglie e nei posti di lavoro. Quindi metà non hanno avuto sintomi. L'altra metà, in linea con le statistiche e i dati mondiali, ha avuto bisogno, era paucisintomatica, poco sintomatica, fino alle grandi sintomatologie, ha avuto bisogno di cure mediche, ma dei 210.000 dell'altra metà, 190.000 più o meno, si sono curati a casa grazie all'azione delle cure domiciliari, al fai da te, a tutto quello che è accaduto, perché adesso, dopo la prima fase nella quale cantavamo nei terrazzini, adesso questa è la fase dei professori, tutti sa tutto, no? Ci vuole anche un po' più di rispetto per chi lavora. Ne mancano 20.000 all'appello, 210 non hanno avuto sintomi, 190.000 ce li hanno avuti, si sono curati a casa, 20.000, cari signori, se non avevano un ospedale, non avevano i nostri medici, gli ospedali, le infermiere, gli OS, tutto quello che era, comunque sarebbero o morti o avrebbero pregiudicato il loro stato di salute. Quindi non posso accettare che si continui a dire che per il Covid non servono gli ospedali, basta con le cure domiciliari. Sì, bastano le cure domiciliari per praticamente i 390.000 che sono stati a casa, ma 20.000 comunque avevano bisogno di un ospedale. Lo dico perché non può passare l'idea che per un anno e 17 mesi siano stati presi in giro i cittadini, anche perché viviamo in un mondo nel quale i segreti, le prese in giro durano 1 secondo e mezzo. Tutto qua. Vorrei chiamare qui le signore, alcune si sono già spianate, hanno partorito. Prego, venite qui sul palco. Allora, a protestare, queste non sono le mamme dell'altopiano, sono le tigri dell'altopiano. A protestare coraggioso, ma vieni sul palco un po' meno. Sì, appunto. C'è qualcuno di voi che vuol dire 2 parole? Ivana, vai. Prego. Prego, venite su. Sì, state all'ombra. Prego. Sì, ne approfitto intanto prima che inizino a parlare per dire che queste sono le mamme che fanno parte dell'associazione Pance dell'Altopiano che si sono battute tantissimo appunto perché il punto nascite di Asiago venisse riattivato. Buongiorno a tutti, noi siamo le rappresentanti delle mamme dell'Altopiano, il nostro gruppo si è formato l'anno scorso dopo la chiusura dell'ospedale per la pandemia, finalmente oggi possiamo festeggiare con gioia la riapertura di questi servizi per noi essenziali, perché è stato un anno molto impegnativo, non solo per la pandemia, abbiamo avuto anche un inverno molto rigido, la percorrenza delle strade non sempre è facile e tutto questo ci ha portato a un disagio tale che, mi spiace dirlo, ma solo chi vive in altopiano può comprendere pienamente. Però ce l'abbiamo fatta, insomma, e siamo felici di questo traguardo e speriamo che adesso tutto riparta come prima della pandemia. Ecco, grazie Presidente. Vuol dire un'altra roba, prego. L'ultima cosa, no, abbiamo fatto, una nostra collega ha fatto un quadro da regalare alla pediatria, alla nuova pediatria e ostetricia, da attendere. Ci sono i nomi dei nostri bimbi che non sono potuti nascere qui in Altopiano. Ma sono nati. Ovviamente sono nati. Ce ne sono molti di più ovviamente, noi abbiamo raccolto i nostri sperando che sia di buono auspicio, insomma, ecco. Volete fare una foto? Avvicinate e fate la foto. Abbiamo visto quindi le mamme dell'Altopiano che si erano battute per vedere riaperto il punto nascite, la donazione alla pediatria di questo quadro in cui vengono segnati i nomi di tutti i bambini che non sono potuti nascere ad Asiago, come auspicio, dicevano appunto, abbiamo sentito, auspicio perché per tutti i futuri bambini e le future bambine che nasceranno invece d'ora in poi nel nosocomio dell'Altopiano di Asiago.
Ecco, vorrei donare al Presidente e ringraziarlo anche per questo bel intervento sentito a sostegno della nostra comunità, un piccolo pensiero di prodotti locali nostri. Grazie. Grazie. Grazie mille, grazie. Per tenere buono anche l'assessore, un piccolo pensierino, e Abramezza, ecco voi. Grazie. La buona notizia, sapete quale sarà? Che non sei venuto non sei venuto per l'ospedale oggi, ma può portare a casa il formaggio. Grazie, grazie. Appoggio qui. Scusate, abbiamo il nostro cappellano, ci manca ancora la chiesetta. Ci sarà adesso il momento della benedizione dell'ospedale, dell'intera struttura, oltre ovviamente al neoriconsegnato reparto del punto nascita appunto dell'ostetricia qui all'ospedale di Asiago, quindi questo momento di raccoglimento religioso anche un po' un segno di buon auspicio appunto per questo ospedale. Al momento della benedizione il Signore dice bene di tutti noi e bene di come le cose sono andate. Il Figlio di Dio venendo al mondo si è fatto bambino ed è cresciuto in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Poi, predicando il Vangelo, accoglieva i piccoli e li benediceva e ne esaltava la dignità e li proponeva come modelli per il regno di Dio. Invochiamo su ogni bambino che sta per venire al mondo le benedizioni di Dio, perché nasca sano e sia accolto con infinito amore da parte dei genitori e di tutta la comunità. E preghiamo perché il punto nascita che sta per sorgere offra alle future mamme e papà l'opportunità di essere seguiti durante tutta la gravidanza da professionisti esperti, dai corsi di preparazione al parto fino al parto e al postpartum, nella sicurezza di una struttura d'eccellenza. Ascoltiamo brevemente 2 versetti della parola del Signore del Vangelo secondo Marco. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò e disse: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché è a chi è come loro che appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia imponeva loro le mani e li benediceva. Ora invochiamo il Signore Gesù, che ha indicato la semplicità e la docilità dei bambini come condizione per divenire suoi discepoli. Preghiamo insieme dicendo: Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. Gesù di Nazaret, figlio della Vergine Maria, che con la tua nascita hai santificato la prima età della vita, fa che ogni bambino chiamato alla vita sul tuo esempio cresca in sapienza, età e grazia. Preghiamo. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierci come ogni bambino. Tu che manifesti nella famiglia e nella Chiesa la predilezione per i bambini, fa che i genitori siano guide e testimoni nella vita e nella fede. Preghiamo. E tu che fin dalla prima nascita hai sofferto persecuzioni ed esilio, fa che tutti i bambini che vengono al mondo siano liberati da ogni forma di violenza e trovino sempre aiuto e protezione. Preghiamo. E raccogliamo tutte le preghiere che ci stanno oggi nel cuore come grazie e anche come impegno, rivolgendosi a Dio nostro Padre come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, tu ci chiami a donare la vita, facci portatori di vita. I figli che tu ci doni vengono da noi e vengono da te. Tu li hai amati per primo. Ascolta i palpiti del nostro cuore che ti dice grazie
e benedici questo punto nascita che rappresenta per ciascuno di noi e per il nostro territorio una speranza nel futuro e una risorsa della vita. Ti preghiamo anche per intercessione oggi alla festa di Sant'Anna, protettrice delle partorienti, e per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. La benedizione della prima pietra. La posa della prima pietra. Il taglio del nastro. Adesso si stanno preparando per il taglio del nastro, per rendere ufficiale proprio. Ciao, ciao, ciao. Tu lo posso, bravo. Vedete che i preparativi sono in corso, avete sentito gli interventi delle autorità, del sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, del presidente della Spettabile Reggenza, il sindaco di Foggia Bruno Oro e poi appunto l'intervento del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che è tornato sui temi della sanità, soprattutto della sanità di montagna e in montagna, la necessità di garantire dei presidi sanitari, perché solo se c'è un presidio sanitario si evita lo spopolamento delle terre alte, siano esse del Vicentino, del Veronese o del Bellunese, fenomeno che vi raccontiamo molto spesso anche nei nostri telegiornali. Tutti hanno sottolineato l'importanza di questa giornata. Era da circa un anno, poco più, che il punto nascite di Asiago era chiuso per tutta una serie di ragioni, per la carenza del personale soprattutto, e poi la pandemia ha fatto il resto. Vediamo il momento dell'inaugurazione. Quindi vediamo il governatore Zaia in prima linea per il tradizionale taglio del nastro. Vedi, mi serve una segretaria. La Teresa. Ci sono tutti i sindaci, ecco. Ci sono tutti i sindaci, non soltanto dell'Altopiano, ma praticamente di tutta l'ULSS 7 pedemontana. Ci sono i politici, oltre all'assessora Lanzarina, anche l'assessora regionale Donazzan, ci sono consiglieri regionali, insomma un momento davvero che ha visto riunite tantissime persone proprio per l'apertura e l'importanza che ricopre un ospedale, un punto di riferimento sanitario in un luogo altamente turistico come quello che è l'Altopiano di Asiago. Adesso c'è la visita
all'interno proprio dell'ospedale. Si andrà a visitare al piano terra il nuovo punto nascite e poi è prevista una visita un po' generale proprio alla struttura per mostrare, far vedere direttamente di persona al governatore Zaia cos'è diventato l'ospedale di Asiago. No, ovviamente devo fare Siamo entrati assieme al governatore, tutti i sindaci e i politici all'interno della struttura di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Asiago. Ci sono anche le mamme appunto che si sono battute, dicevamo poi andremo a sentirne anche qualcuna perché per capire la battaglia che hanno portato avanti nonostante lo hai ricordato anche tu Ferdinando, l'ospedale di Asiago non avrebbe i numeri per poter vedere attivato una struttura di ostetrice e ginecologia. In realtà invece è stata praticamente fatta una deroga a questo nosocomio dove nonostante manchino ufficialmente i numeri previsti a livello nazionale, nonostante questo insomma sta funzionando, hanno preso in considerazione la delicatezza del luogo montano, di conseguenza la necessità per le popolazioni, per chi vive in montagna, insomma, ad avere la presenza del punto nascite. Come hai detto tu, anche non sono mancati forti dibattiti anche su questa questione. L'inaugurazione, vedete, è chiaro che c'è anche la curiosità del momento, perché parliamo anche di una struttura nuova, non è semplicemente un ritorno. L'attività quindi di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Asiago che riprende garantendo la gestione e l'assistenza delle cosiddette gravidanze fisiologiche, quelle per intenderci superiori o uguali a 37 settimane di gestazione compiute, quindi diciamo neonati sani e a termine. Questo è importante ribadirlo perché, come ha detto il governatore Zaia nel suo intervento, già si va in deroga a quelle che sono le disposizioni nazionali e che richiederebbero circa 500 parti all'anno per l'apertura di un servizio di ostetricia e ginecologia, ma è chiaro che in questo caso, come in altri, viene applicato, chiamiamolo, un differenziale per la montagna, in questo caso per la montagna veneta. Ecco, forse Luca Zaia torna a parlare, vedo che i giornalisti lo stanno circondando. Sentiamo. A tutto l'altopiano il punto nascite. Beh, direi che è una bella operazione, anche qui abbiamo mantenuto la parola su un progetto che ha avuto non pochi problemi, 35 milioni di euro di investimenti, si riapre il punto nascita dopo più di un anno perché era stato chiuso il 27 marzo 2020, ma che la volontà di dire che si dà una risposta da un lato ai cittadini con questi 104 posti letto del nuovo ospedale, dall'altro quindi la stabilità e la tranquillità di non doversi fare oltre 30 km per scendere a valle, dall'altro ai turisti
stato ospedaliero di altissima qualità. Continueremo a investire, ovviamente l'ospedale poi... Ecco, c'è qualche problema all'interno del nosocomio, vediamo se riusciamo a ripristinare, siamo del resto in diretta rigorosa. Zaia che appunto stava ribadendo i concetti di quanto sia importante una sanità di montagna a servizio appunto della popolazione residente. Avete sentito anche le parole delle mamme dell'altopiano di Asiago che da mesi spingevano per arrivare a questa soluzione. Non erano mancati anche toni accesi. Avete visto quel quadro che hanno consegnato alla pediatria con i nomi dei bambini nati altrove nell'ultimo anno, quindi non ad Asiago ma al San Bassiano a Bassano, piuttosto che in altre strutture come il Santa Maria del Prato di Feltre, altra struttura di riferimento per gli abitanti dell'altopiano di Asiago e della Valsugana in generale. Vedo che il segnale ancora non c'è, ma avete sentito Zaia anche soffermarsi sui temi del momento, uno su tutti, la vaccinazione e la necessità comunque di procedere con le vaccinazioni pur nel rispetto della libertà individuale. Tra l'altro vi mostro i dati della campagna delle ultime 24 ore. Le dosi somministrate in Veneto sono state 33.129, questo quindi nella giornata di domenica. Di queste 10.063 prime dosi, 23.000 i cicli completati. Le dosi somministrate in totale nella regione del Veneto sono 5.259.000 per un totale, se guardiamo ai cicli completati, di circa 2 milioni e mezzo, oltre un veneto su 2 è quindi vaccinato. Vedo che si è ripristinato il collegamento, non so se riusciamo a ricollegarci con Asiago. No, è ancora frizzato, ovviamente non è un collegamento facile, siamo in alta montagna e all'interno anche di una struttura ospedaliera. Ma proseguiamo con la cronaca, pronti a ricollegarci con Asiago non appena possibile, ma rimaniamo nel Vicentino per parlare di maltempo che continua a battere soprattutto nella fascia pedemontana. Questa mattina è stata colpita soprattutto la zona di Bolzano Vicentino, ma ci dice tutto la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te Cristian. Effettivamente ci sono stati dei forti rovesci, delle raffiche di vento, delle grandinate. L'allerta che era stata preannunciata vale fino alla mezzanotte. Le zone più colpite sono Caldogno, Trissino, Monteviano, comunque la zona pedemontana, l'Ovest Vicentino. Noi siamo appena stati a Bolzano Vicentino, dove in mattinata c'è stato appunto un nubifragio concentrato in pochissimo tempo, quindi tra le 8 e le 8 e mezzo di grande intensità. Non ci sono stati feriti, insomma le persone sono rimaste illese, ma ci sono stati diversi danni alle cose. Ad esempio la latteria sociale ha subito dei danni perché è volato completamente il tetto, non ha colpito nessuno, comunque è volato dall'altra parte della strada. Poi una quarantina di alberi si sono sradicati. Adesso la protezione civile, i vigili del fuoco stanno ultimando i sopralluoghi anche ai capannoni della zona artigianale, che è leggermente fuori dal centro, dove ci sono stati dei danni ad auto. Diversi sono stati gli interventi per liberare le strade. È stato qui attivato il COC, quindi è stato attivato lo stato d'emergenza. Anche il Parco degli Alpini, il Parco dei ragazzini è stato toccato, diciamo, da questo maltempo che ha anche qui divelto degli alberi e distrutto le giostrine. Ma diciamo la cosa più spettacolare in termini negativi ovviamente è stato un albero secolare, un pino secolare che è caduto sul tetto della Casa degli Alpini, che è una sorta di casa delle associazioni, quindi ovviamente era deserta questa mattina, non c'era nessuno all'interno. Il tetto è stato completamente
completamente bucato al terzo piano dove c'è la sala riunioni, ma ripeto, non c'era nessuno perché è una casa dedicata alle associazioni, la casa degli alpini. Poi siamo stati anche a Caldogno, dove anche qui ci sono stati degli alberi che hanno invaso la carreggiata, però diciamo qui è stato di minore entità il fortunale che si è consumato. Ovviamente c'è stata grandine anche qua, qualche casa allagata, però danni molto contenuti, ecco. Grazie davvero per questo tuo aggiornamento, abbiamo visto anche le immagini, forse riusciamo a ricollegarci con l'altopiano, vedo che adesso è disponibile il collegamento. Grazie Luisa, torniamo su Asiago. La tracciabilità del lupo o altre misure rispetto al lupo spetta direttamente al Ministero dell'Ambiente per il tramite dell'ISPRA. Noi abbiamo segnalato più volte questi fatti, le posso dire in anteprima, non lo sa nessuno, che io addirittura all'allora Ministro Costa dell'Ambiente ho portato un dossier con tutte le foto delle bestie sbranate, sventrate, con l'interiore esposte, ancora vive, insomma. È una tragedia autentica, non lo è solo dal punto di vista economico ma anche per il benessere animale. Ma come Regione voi cosa potete fare? Perché sappiamo anche quanto siete andati avanti. No, non abbiamo misure perché la legge non ce lo permette. Io penso che dovremmo lavorare ad esempio per dare una mano ai nostri malgari e ad esempio sulla partita del microchip, quantomeno per identificare i capi che si disperdono, perché poi i capi scappano e poi non li trovi più. Un microchip costa 30-35 euro, vedremo di capire se riusciamo a dare una mano almeno con questa modalità, quantomeno se il capo non si trova, si ritrova con la georeferenziazione. Ma questo non è solo risolvere il problema a monte, ma è affrontarlo a valle. Un piccolo bilancio, visto che siamo ad Asiago, sulle vaccinazioni nelle località turistiche, come sta andando? Sta andando benissimo. Le vaccinazioni... Ecco, ritornano i problemi, ma abbiamo sentito un passaggio molto importante che riguarda un altro tema di strettissima attualità sull'altopiano, quello del lupo che sta continuando a provocare danni al patrimonio faunistico dell'altopiano, soprattutto agli allevamenti, tanti i gridi d'allarme lanciati negli ultimi mesi da parte degli allevatori e appunto Zaia che chiede anche al governo un piano di contenimento, un po' quello che sta succedendo in altre zone del Veneto con i cinghiali. Vedo che adesso il governatore ha ultimato l'intervista, chiaramente poi sentiremo tutti i dettagli nel corso sia di questa diretta che dei nostri telegiornali. Questa quindi la situazione. Ovviamente uno dei temi di queste ore è quello di queste ore, di questi giorni, di questa estate ormai 2021, di questa strana estate, così l'abbiamo ribattezzata, è quella del Green Pass e per parlare di Green Pass e dintorni siamo collegati con il nostro primo ospite, lo vedo, lo saluto e lo ringrazio, Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. Buongiorno Ribon. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Fra poco ci raggiungeranno anche altri ospiti, magari torneremo anche a ricollegarci con l'altopiano, vi daremo anche degli aggiornamenti di cronaca molto importanti che stanno arrivando dal Padovano. C'è stata un'operazione dei carabinieri contro il lavoro irregolare e il lavoro in nero, ci sono delle notizie clamorose, ma restate con noi. Ribon, sono ore molto, diciamo così, difficili per molte attività commerciali, produttive. Dal 6 di agosto entra in vigore questo Green Pass. Voi come attività aderenti alla CNA, come vi muoverete? Innanzitutto abbiamo avuto qualche giorno per cominciare a ragionare o far capire anche ai nostri associati, ai nostri aderenti quali saranno poi gli aspetti operativi di questa cosa e ovviamente andando a scoprire anche gli aspetti operativi emergono anche delle contraddizioni che avevamo già intuito
all'uscita poi del decreto, insomma, strada facendo ce ne accorgiamo, ce ne sono diverse. Credo che anche questa volta, secondo me, c'è stata la volontà ancora di dividere o colpire o in qualche maniera mettere un'attenzione particolare nei confronti di alcuni rispetto ad altri, e l'opinione che ci siamo fatti, e questa la posso ribadire, è che questo tipo di misura andava inserita in maniera trasversale per essere più condivisibile possibile e anche in qualche maniera più efficace possibile. Mi spiego meglio. Non si capisce per quale motivo bisogna andare al ristorante ed esibire Green Pass solamente all'interno e non al bancone, piuttosto che invece al supermercato, alla posta, alla banca, piuttosto che qualsiasi altra cosa, questo non accade. Allora, delle due bisogna capire insomma qual è l'obiettivo. L'obiettivo che abbiamo noi è quello di evitare le chiusure delle attività e tornare a una vita normale. Quindi se lo strumento aiuta ad andare in quella direzione, facilitando anche la vaccinazione e cercando di spingere tutti ad andare verso questo tipo di approccio, ma se bisogna fare dei correttivi, starà facendo, altrimenti rischiamo di mettere in difficoltà alcuni e creare più che altro confusione, perché quello che dobbiamo evitare è anche questo. Ecco, evitare la confusione ed evitare anche per certi versi una tensione sociale che si sta vedendo, che abbiamo visto forse in questi ultimi giorni anche nelle piazze del Veneto. Abbiamo raccontato le proteste anche abbastanza forti, rumorose e partecipate di Padova piuttosto che di Treviso, Castelfranco. Come valuta Ribona lei questo popolo no pass, così è stato ribattezzato? Ci sono anche tanti imprenditori, fanno bene, fanno male, vanno capiti? Guardi, io l'approccio che utilizzo è quello di cercare di affrontare le situazioni e non credo che diciamo da questo punto di vista la protesta possa essere fine a se stessa, deve essere comunque inserita in una maniera costruttiva. Allora io qua penso che ci sia la necessità di avere un grande senso di responsabilità. Qua sento più volte rivendicare una libertà, e la libertà in un contesto sociale deve essere condivisa e deve essere soprattutto mantenuta nel rispetto degli altri, e quindi da questo punto di vista io sono per trovare delle soluzioni di convivenza sociale. In questo momento dobbiamo, visto che siamo ancora in una pandemia, dobbiamo evitare che continuino i contagi, che si ritorni ad avere le terapie intensive piene ed avere situazioni che abbiamo già visto. Non voglio tornare indietro. Noi siamo partiti da una situazione di chiusura e di lockdown, poi ci siamo spostati in una situazione intermedia che prevedeva aperture e chiusure in alcuni casi e contenendo anche le situazioni dove era possibile, con le mascherine, distanziamento eccetera. Adesso siamo in una terza fase dove c'è la possibilità, attraverso una vaccinazione di massa, arrivare a contenere la situazione, tornare da una situazione pandemica a una situazione di esistenza o convivenza con un virus che però non deve fare più morti. Quindi la responsabilità dal punto di vista è questa. Lei dice quindi il Green Pass, ok, può andare bene come strumento, deve essere in qualche modo semplificato e alleggerito, spiegato, chiarito in alcune sue parti per non mettere in difficoltà gli imprenditori, ma diciamo non contestate la bontà dello strumento. Guardi, in realtà non lo contesto per un motivo molto semplice, perché all'interno del Green Pass si prevedono 3 tipologie cioè si può scegliere tra 3 tipologie: o si è vaccinati, o si è guariti da Covid, oppure ci si fa un tampone. Questa in teoria è la strada che è prevista da questo Green Pass. Chiaro che nel momento in cui si va verso una strada che prevede un numero molto elevato di persone che ormai hanno avuto almeno la prima dose, da questo punto di vista qua si aiuta ad evitare che ci siano necessità di altre cose, tamponi continui, situazioni di isolamento, di quarantena. Allora, è evidente che qua dobbiamo trovare la modalità per arrivare a venirne fuori da questa situazione pandemica, e sicuramente non ne vendiamo fuori se ognuno decide di fare quello che gli pare. Questo è
poco ma sicuro. Dobbiamo trovare una situazione condivisa. Farei un passo indietro. Prima abbiamo visto le immagini di Piazza Duomo a Padova, fra poco si collegherà anche l'assessore al commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa, ma ci sono delle conseguenze, ci sono le prime conseguenze su quanto successo sabato a Padova, perché la Digos ha individuato gli organizzatori della manifestazione No Pass e probabilmente saranno denunciati in procura per manifestazione non autorizzata. Potrebbero anche scattare delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme anti-contagio. Ecco, queste sono le immagini. Vedo che tra l'altro Bressa si è collegato. Assessore, buongiorno. Mi sente? Forse c'è un problema all'audio, se lo può attivare. Mi sente? Non lo sentiamo. Non la sentiamo ancora, ma ritorniamo fra qualche istante. Vi mostrerei prima le immagini delle piazze venete, perché avete visto Padova, ma ci sono state situazioni abbastanza tese anche a Treviso e a Castelfranco Veneto. La questura tra l'altro sta anche qui capendo se ci sono gli estremi per agire, ma vediamo il clima delle piazze. Oltre 1000 persone a Treviso, qualche centinaio a Castelfranco, diverse decine anche a Montebelluna, con i numeri della questura che come sempre divergono da quelli dei manifestanti. Questura che proprio in queste ore, accanto alle altre forze dell'ordine, sta valutando se procedere con provvedimenti e sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, una verifica del tutto simile a quella fatta a margine dei festeggiamenti per la finalissima Italia-Inghilterra. Di certo, al di là delle cifre esatte e delle possibili ripercussioni, il colpo d'occhio in Piazza dei Signori alle 18 di un sabato sera di luglio ha raccontato di un'adesione massiccia partita sui social a poche ore dall'obbligatorietà del Green Pass fissata con decreto dal governo. A Castelfranco i manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Giorgione per poi sfilare fino al municipio e così ai no mask della prima ora, ai no vax di questi ultimi mesi si sono aggiunti i no pass contrari alle ultime mosse dell'esecutivo che diverse frizioni stanno creando anche all'interno dello stesso mondo politico. Già la libertà, concetto giuridico ma anche psicologico che la pandemia ha oggettivamente compresso. Dobbiamo confrontarci con una limitazione molto seria, con la limitazione della morte, che noi abbiamo perennemente di fronte non solo rispetto alla morte fisica del corpo, ma anche rispetto alla morte sociale, l'impossibilità di avere delle relazioni, alla morte economica, nel vedere chiuse delle attività. Di fronte a questa sensazione di mancanza di libertà, mi sembra che gli animi si stiano particolarmente esasperando. Esasperazione quindi che non fa bene a nessuno, ma forse per questo bisogna anche intendersi su cos'è e cosa non è la libertà. La condizione dell'essere umano non è quella di fare ciò che vogliamo, perché se fosse questo possibile, le dico che io metterei subito la firma per poter scegliere di non invecchiare, per poter scegliere di non morire, di non vedere mai i miei familiari ammalarsi. Quindi la vera condizione dell'essere umano purtroppo è solo di avere la libertà di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Quindi arrivati a questo punto il dilemma è sanitario, etico, giuridico ed economico, Ribon. Sì, ma è ben chiara la questione. Da questo punto di vista qui li abbiamo vissuti tutti e tre, non ne abbiamo visto solo uno. Abbiamo visto tutti questi tre elementi in questo anno e mezzo ormai di pandemia e abbiamo anche capito quanto difficile sia poi doversi assumere delle responsabilità. Allora, da questo punto di vista, siccome ci siamo trovati in prima linea dal primo momento, la responsabilità l'abbiamo portata sulle spalle, l'abbiamo portata anche adesso. È difficile dire no o comunque limitare o fare delle scelte selettive, però questo spetta alla politica, alle istituzioni e noi che siamo un corpo intermedio abbiamo comunque un compito importante. Da questo punto di vista devo dire che
serve anche una grande convergenza sulle scelte che devono essere portate avanti con le parti sociali, per cui anche per quanto riguarda la partita del lavoro, dei lavoratori, delle imprese in generale, è necessario fare delle scelte condivise che possono anche, da questo punto di vista qui, derogare o spostare o in qualche maniera dare delle modifiche anche rispetto a tutto il tema della privacy, a tutto il tema che abbiamo degli ambiti di sicurezza nelle imprese, cioè una serie di cose che sono oggettivamente messe in discussione o che devono essere attenzionate in maniera diversa in questa epoca di pandemia. Allora dobbiamo provare a farlo, però non credo che dobbiamo sottrarci da questo punto di vista. Molto, molto chiaro, Ribon. Siamo ancora in attesa di ricollegarci con l'assessore Bressa. Nel frattempo vi do un aggiornamento proprio di questi minuti, perché Federica Pellegrini, lo possiamo vedere dal Gazzettino.it, è arrivata penultima nei 200 stile libero, ma comunque si qualifica in semifinale. Ha detto proprio a margine della gara: devo cambiare registro, quindi si continua l'avventura olimpica della regina del nuoto italiano e non solo, e chiaramente tutto il Veneto fa il tifo per lei. E tra l'altro Veneto, che in questi giorni ha agguantato un altro primato a livello mondiale, in particolare la città di Padova, che sabato è diventata ufficialmente Urbs Picta, quindi città dipinta, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. È il 9° sito in Veneto, ma vediamo che giornata è stata per Padova. I therefore declare top decision 44-8B.20 adopted. Un colpo di martello a Fuzhou, in Cina, sancisce l'ingresso di Padova Urbs Picta nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. I cicli affrescati del 300 sono ora nel World Heritage List. Oggi Padova ha ricucito una sua identità lacerata, e lo ha fatto, guarda caso, riconoscendo la centralità simbolica e costitutiva della sua identità, che è il 300. Quindi oggi il 300 padovano è sotto le vetrine, è nella vetrina del mondo, e penso che sia per la nostra città un momento particolarmente significativo. Un lavoro iniziato molti anni fa, rimandato di un anno a causa del Covid, diventa ora realtà. Grazie Padovani, grazie al Ministero, grazie a tutti quelli che hanno fatto qualcosa per Padova, e Padova, lo ripeto per l'ennesima volta, quando Padova fa squadra siamo una città eccezionale. Giotto, Guariento, Giusto de Menabuoi, Altichieri da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Questi gli artisti che hanno reso grande la Padova del XIV secolo, con le loro opere, i loro cicli affrescati e complessi monumentali in città. 8 luoghi di Padova che dal 1305 al 1397 rappresentano una rivoluzione nell'arte figurativa. In collegamento dal Ministero a Roma con il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, il sindaco di Padova ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa candidatura, un lavoro corale, come è stato più volte sottolineato. A rimarcare questa sinergia anche il presidente della regione Luca Zaia, che si è congratulato parlando di una bella giornata che entra nella storia dell'arte, della cultura, della storia di Padova e di tutto il Veneto. Un traguardo, ma anche un punto di partenza per rendere Padova sempre più attrattiva ai turisti. Il mondo ci sta guardando, adesso noi abbiamo sulle spalle la responsabilità. Ecco che questa occasione è veramente quella di una rinascita piena e la sfrutteremo al massimo. Ecco, non è sempre lo stesso, lo vedete, adesso si è ricollegato Antonio Bressa, assessore. È stata una bella giornata per Padova. Le chiedo un commento brevissimo, che dobbiamo andare proprio a Padova per la cronaca. Beh sì, una giornata direi storica, perché è un riconoscimento di fondamentale importanza. Questo
possono constatare tutti, e quindi potete immaginare insomma quali fossero gli umori in tutta la città, perché è stata una festa di tutti. Ecco, però appunto ci sono anche le cattive notizie e dobbiamo darvene conto immediatamente, perché è una vicenda che sta già facendo il giro d'Italia. Dovrebbe essere collegata con noi proprio da Padova la nostra Chiara Gaiani per un'importantissima operazione dei Carabinieri. Chiara, buongiorno, aggiornaci tutto. Buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. Sì, guardate, si è conclusa proprio pochi minuti fa all'esterno, alle mie spalle, la caserma dei Carabinieri di Padova, dove è stato dato conto di questa importantissima operazione condotta dalla Procura di Padova. Era presente anche il procuratore Antonino Cappelleri, con i Carabinieri della Compagnia di Cittadella e il nucleo dell'Ispettorato del Lavoro. 5 persone sono agli arresti e 2 sono agli arresti domiciliari. Si tratta di 2 dirigenti italiani di una delle aziende più note del nostro territorio, e cioè di Grafica Veneta. L'accusa è pesantissima, si parla di caporalato. In base alle indagini condotte dai Carabinieri, avviate dalla Compagnia dei Carabinieri di Cittadella, hanno dimostrato che una azienda un'azienda di 2 cittadini pakistani che nel frattempo avevano acquistato la cittadinanza italiana, forniva direttamente all'interno della sede di Grafica Veneta manodopera tutta di origine pakistana, quindi dei lavoratori che venivano impiegati nei lavori di bassa manovalanza per sostanzialmente impacchettare i libri, posizionare le fustelle, metterci dei piccoli bollini. Questi lavoratori lavoravano, e questo è stato dimostrato dai Carabinieri, che osservavano quanto accadeva dai cancelli, e l'hanno fatto per quasi un anno, per oltre un anno, dalle 5 e mezza del mattino fino alle 7 di sera. Venivano prelevati in un'abitazione che era stata messa a disposizione dall'azienda pakistana, e venivano prelevati lì. Tra l'altro dovevano anche pagarsi il posto letto, venivano portati direttamente in azienda, non era garantita la pausa pranzo, lavoravano sempre anche nei giorni festivi e venivano anche minacciati ovviamente di ripercussioni se si fossero ribellati. Pensate, se uno stava male quel giorno era meglio che andasse comunque a lavorare. Quindi caporalato, articolo 603 bis del codice di procedura penale. Di questo sono accusate le persone coinvolte, ribadiamo, 2 cittadini italiani e i vertici, diciamo, di questa azienda che aveva sede nel Trentino. Una vicenda venuta alla luce perché a fine maggio del 2020 sono stati rintracciati dai Carabinieri 11 cittadini pakistani che portavano sul loro corpo i segni di un violento pestaggio. Questi cittadini avevano raccontato ai Carabinieri all'epoca che avevano tentato di rivolgersi al sindacato per poter godere dei loro diritti. La risposta dell'azienda era stata questa: le minacce e le percosse. Una vicenda di cui vi aggiorneremo nei prossimi telegiornali e che sicuramente sta suscitando una grande rabbia, sinceramente. Io questo lo dico da cittadina in questo momento. Chiara, grazie davvero per questo aggiornamento, ne sentiremo parlare a lungo di questa vicenda. Chiedo subito una reazione a caldo all'assessore Bressa. Assessore, sono vicende queste che fanno riflettere, fanno anche male. Sì, bisogna ringraziare i Carabinieri e diciamo, l'autorità giudiziaria che ha seguito questa vicenda dall'anno scorso e che oggi ci rende noto come ci siano fatti e vicende così gravi nel nostro territorio. Sono cose che non ci aspettiamo, ma dobbiamo essere sempre sull'attenti, perché evidentemente fenomeni anche di questo tipo possono riscontrarsi anche qui da noi. Per fortuna che questa cosa sta avvenendo a galla, per fortuna che c'è un'autorità giudiziaria attenta su questi temi. Adesso si andrà a fare luce fino in fondo. Certo è che noi non possiamo transigere su un aspetto che è la dignità umana, perché qua quello che emerge
al di là di tutti gli aspetti penali e di diritto del lavoro, è che non viene proprio rispettata la dignità umana, e noi questo non lo possiamo tollerare in nessun modo. Per cui credo che tutte le istituzioni debbano, sulla base di quello che sta emergendo, fare un grande richiamo affinché su questo non ci sia veramente nessuno spazio. E su questo immagino, Ribon, anche le categorie economiche hanno un ruolo, è così, Ribon? Sì, sono allibito dalla notizia, e ovviamente quello che è il nostro impegno quotidiano è evitare che ci siano queste situazioni. Purtroppo la cosa grave è che siamo nel 2021 in Veneto e ci sono ancora queste situazioni. Dobbiamo evitare in qualunque modo che si possano creare delle sacche o delle condizioni così lesive della dignità delle persone e dei lavoratori in generale. È chiaro che questo si può fare, come dicevo anche prima e l'ha sottolineato bene anche l'assessore Bressa, attraverso un lavoro di squadra e di sinergia con i rappresentanti dei lavoratori, le categorie e le istituzioni tutte, collaborando anche con le forze di polizia che ovviamente sono deputate al controllo. Ecco, ritorniamo all'argomento di prima. Scusate se passo da un palo in frasca, ma era importante dare questo aggiornamento ed era importante anche sentire la vostra opinione su un fatto così grave. Prima abbiamo visto insieme questa giornata importante per Padova, che diventa Urbs Picta, città dipinta, gli affreschi del XIV secolo che impreziosiscono la città finiscono dritti nella lista dei beni da salvare, da salvaguardare per l'UNESCO. Dicevamo con Bressa, una grande soddisfazione chiaramente per una città che comunque è unica nel suo genere, ma se guardiamo al futuro è una bella opportunità. Si va oltre il Covid qui, Bressa. Sì, infatti noi abbiamo fatto già alcune stime, nel senso che normalmente dove abbiamo un riconoscimento UNESCO, in altre situazioni simili, è stato riscontrato mediamente un aumento dei flussi turistici di circa il 20%. Poi noi speriamo possa essere in realtà anche di più. Questo cosa significa? Significa un incremento proporzionale che è l'indotto portato dal turismo. E le stime quindi ci portano a pensare che il valore aggiunto su base annua per il comune di Padova, la città di Padova, sull'economia cittadina è di circa 100 milioni di euro, basandosi appunto su un aumento del 20% del turismo. Quindi capiamo come questa sia una grande occasione per celebrare il nostro patrimonio culturale, ma anche una bellissima occasione dal punto di vista turistico e quindi economico. Dopo le difficoltà che abbiamo attraversato e che le nostre attività economiche del commercio hanno attraversato in questo anno e mezzo, ormai i mesi continuano a passare, le difficoltà non si sono ancora del tutto esaurite, ecco che una prospettiva che è quella dell'uscita dal Covid da un lato, che progressivamente speriamo tutti di poter raggiungere, ma questo riconoscimento UNESCO portano un'iniezione di fiducia che era necessaria e che dà a Padova una possibilità in più per agganciare la ripresa in maniera importante. Questo vuol dire lavoro per gli alberghi, per i pubblici esercizi, che sono attività che hanno sofferto molto, ma anche per i negozi di vicinato, perché ci saranno dei percorsi turistici all'interno del centro storico che porteranno evidentemente maggiori clienti, maggiore clientela anche all'interno dei negozi. Ma poi c'è tutto un indotto attorno a questa occasione che coinvolgerà, non lo so, faccio degli esempi, l'agenzia di comunicazione che dovrà tradurre i menu, i siti delle varie attività sul territorio anche in inglese, piuttosto che altri soggetti che lavorano nel campo della valorizzazione culturale, degli eventi. Quindi c'è molta cultura, ma c'è anche economia, ed è una dimostrazione pratica che la cultura
può diventare economia, il che vuol dire occasioni di lavoro, occasioni di crescita per il territorio. Quindi Ribon con la cultura si mangia, ma soprattutto in Veneto abbiamo esperienza di altri riconoscimenti importanti dell'UNESCO. Sono utili all'economia? Sì, sono utilissimi. Più che altro la strada è quella giusta, quella di cercare di valorizzare un sistema turistico che sia diffuso, perché noi abbiamo tante bellezze da scoprire, da mettere in evidenza, quindi questa cosa di Padova è veramente un grandissimo traguardo, perché il tema è questo: quando c'è questo riconoscimento c'è un indotto importante, questo indotto poi va a diffondersi in una serie di categorie, una serie di attività molto più ampie di quelle che si possano pensare, quindi è un beneficio proprio per tutta la filiera del turismo, quella che noi chiamiamo filiera, che deve essere considerata come tale. Da questo punto di vista qua, lo sforzo che dobbiamo fare è quello di procedere come abbiamo fatto con il patrimonio UNESCO dei 9 siti che abbiamo fino adesso, e anche andare oltre, perché alla fine noi abbiamo veramente tanti posti da valorizzare e credo che questi posti possano essere anche fruiti intelligentemente dai turisti di tutto il mondo, e quindi siamo noi che dobbiamo in qualche maniera accompagnarli. Tra l'altro quella di sabato è stata una giornata importante anche per Vicenza, perché Vicenza ha avanzato ufficialmente la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2024, ma a tentare la scalata è anche Cittadella, quindi ci sono degli scontri in atto tra le città del Veneto, quindi sentiamo questo contributo da Cittadella. Capitale italiana della cultura 2024, Cittadella, unica realtà della provincia di Padova, ci prova, assieme alle colleghe venete Vicenza, Asolo e Chioggia, che rientrano nella rosa delle 24 candidate in tutta Italia. Cittadella, città murata, ha festeggiato nel 2020 gli 800 anni dalla fondazione della storica cinta muraria, cantata anche da Dante Alighieri. Ora dovrà presentare il suo progetto, che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di 7 esperti nella gestione dei beni culturali. Chi vincerà avrà a disposizione un contributo statale di 1 milione di euro e la possibilità di mostrare tutte le sue bellezze e le sue peculiarità. Non ho sentito l'audio. Assessore, sì, a questo punto diciamo c'è questa concorrenza fra città del Veneto, qui il tifo è aperto, ognuno sceglierà la sua preferita. Sì, è una concorrenza positiva, però lo possiamo dire. Dobbiamo ragionare anche come squadra nel territorio, perché è evidente come il riconoscimento UNESCO di Padova possa portare poi di riflesso a un aumento delle presenze degli arrivi anche nel resto del territorio padovano, così come se Cittadella dovesse diventare capitale italiana della cultura, ma anche la stessa Vicenza, è chiaro che visto che rientriamo in un ambito tutto sommato geograficamente di prossimità, il beneficio poi viene a diffondersi, io credo, per tutte le città. L'importante è che tutti noi facciamo il massimo valorizzando il patrimonio che abbiamo a disposizione, ed è quello che abbiamo cercato di fare a Padova con questo lungo iter che ci ha portato al riconoscimento di sabato, che aggiungo è una valorizzazione del nostro patrimonio culturale, dei cicli affrescati del 300, ma quando il turista viene in un luogo come cerca la propria esperienza nell'ambito culturale, ma cerca un'esperienza a 360 gradi all'interno della città. Allora io in questi giorni ho anche proposto, coinvolgendo le associazioni di categoria con le quali faremo un ragionamento pratico nei prossimi giorni, di lavorare perché ci siano dei circuiti che valorizzino l'esperienza anche dal punto di vista, per esempio, delle botteghe presenti in queste città, botteghe presenti nella città di Padova, circuiti ed esperienze di natura enogastronomica, perché chiaramente il turista vuole portarsi a casa un'esperienza a 360 gradi.
che comporta e parte dalla visita nei siti di interesse culturale, ma che poi chiaramente comporta un momento di piacere, di aggregazione nel resto della città, che quindi deve essere pronta ad accogliere ed offrire quello che il turista cerca. Quindi serve un salto di qualità, perché il nostro target non è più, il nostro obiettivo di clientela non è più solo il cittadino padovano o il visitatore italiano o già le presenze turistiche anche straniere che comunque nel comune di Padova già ci sono, ma vedremo questo aumentare, quindi dovremo tutti orientarci nel senso di abbracciare i principi dell'accoglienza turistica internazionale. Chiarissimo. Allora, Bressa, lei rimane con me ancora per un po', perché fra poco, dopo la pubblicità e il meteo, passeremo alla pagina politica. Saluto invece e ringrazio Matteo Ribon, che è direttore della CNA del Veneto. Grazie Ribon, ci sentiamo presto anche per tutte le vostre iniziative, che sono sempre tante e in questo momento, diciamo, fanno la differenza. Non so, possiamo già andare ad Asiago per caso? Chiedo a Tony. Sì, possiamo andare già ad Asiago. Vedo che è pronta la nostra Vanessa Banzatto. Vanessa, è stata una giornata importante e anche molto complessa, con tanti argomenti. Possiamo un po' metterli in fila? Certo, sì, buongiorno Cristian, tanti argomenti, tanta carne al fuoco, perché è vero, è stato ufficialmente inaugurata tutta la struttura del nuovo ospedale di Asiago, nello specifico la riapertura del reparto del punto nascita, quindi del reparto ostetricia ad Asiago, un elemento che è stato dichiarato in diverse occasioni nella giornata, diventa importantissimo per le mamme che si trovano appunto con un'urgenza a partorire a 2 passi da casa, sull'altopiano, conoscendo le difficoltà di chi vive in montagna. E io prima di parlare del resto, vorrei approfittarne per far fare una battuta al primario, al responsabile della struttura di ostetricia e ginecologia qui ad Asiago, il dottor Andrea Cocco. Si diceva fondamentale per l'altopiano. Certo, grazie innanzitutto. Abbiamo raggiunto un obiettivo, un traguardo veramente importantissimo, incredibile, e per questo veramente ringrazio tutti gli operatori, le istituzioni, i sindaci, perché l'apertura di un nuovo punto nascita è praticamente il culmine dell'apertura del nuovo ospedale. Questo offrirà alle mamme la possibilità di partorire in assoluta sicurezza, poter far fronte a tutte le emergenze ostetriche e cercando anche di non snaturare quella che è la vera natura del punto nascita di Asiago, cioè un punto nascita piccolo, fatto per le gravidanze fisiologiche a termine, dove le donne possono sentirsi coccolate, si possono sentire seguite come quasi fossero a casa, ma all'interno di una struttura veramente all'avanguardia, dove potrà permettere il parto nell'acqua, il travaglio con l'ostetrica dedicata, la cromoterapia volendo, la musicoterapia. Diciamo che abbiamo un po' l'ambizione di voler diventare un modello degli punti nascita, per così dire, di montagna. Ecco, questo è l'obiettivo. Bene, grazie allora al dottor Cocco. Si diceva tanta la carne al fuoco in questa giornata, perché il governatore Zaia inevitabilmente ha toccato la questione dei vaccini, ricordando l'importanza di vaccinarsi, però dicendo che c'è la libertà assoluta, si tratta di una questione di responsabilità. È stato toccato il tasto anche inerente alle sospensioni del personale medico, infermieristico, sanitario all'interno degli ospedali e persone che non si sono vaccinate. Zaia è stato categorico: è responsabilità dei direttori generali decidere cosa fare per queste persone, per questi lavoratori che hanno deciso invece di non sottoporsi alla vaccinazione. Asiago, tra l'altro, nelle ultime settimane ha registrato un alto numero di contagi
contagi, questo è dovuto all'apertura dei centri estivi, però l'allarme pare stia rientrando negli ultimi tempi, perché adesso dopo il primo momento di panico in cui c'era questo numero importante di positivi al Covid, adesso si stanno appunto negativizzando tutti. Io direi che tra l'altro è stato anche un po' toccato un tema che fa sorridere, ma nel senso positivo, perché è stato richiesto proprio qua ad Asiago, visto che le colline del Prosecco sono diventate patrimonio dell'UNESCO, i dipinti del XIV secolo a Padova sono diventati patrimonio dell'UNESCO, perché non rendere patrimonio dell'UNESCO anche le malghe dell'altopiano? Quindi adesso il governatore avrà da lavorare anche in questo versante. Cristian, ti restituisco la linea da Asiago. Grazie Vanessa, grazie mille per questa tua corrispondenza e grazie anche ad Andrea Benetti che si trova con te. Una giornata importante, dicevamo, per l'altopiano, ve l'abbiamo come sempre raccontata in presa diretta. Vi dicevo, resta con noi Antonio Bressa, si è aggiunto, lo vedo, Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. Buongiorno Favero, e arriva fra pochissimo anche Luigi Susin di Fratelli d'Italia. I temi sono tantissimi, quindi ci vediamo fra pochissimo. C'è il meteo e poi la pubblicità. Benvenuti al meteo. In Veneto per lunedì 26 luglio il tempo resta incerto, per lo più nuvoloso. Schiarite più ampie sono previste lungo le coste. Possibili temporali su rilievi a Belluno, Vicenza, ma anche nel Padovano. Minime dai 19 gradi di Belluno, massime fino ai 35 gradi di Rovigo, che continua a essere la città più rovente a nord-est. Tempo incerto anche in Friuli Venezia Giulia, anche se fenomeni nuvolosi interesseranno in particolare le province di Udine e Pordenone. Temperature minime intorno ai 21, massime fino a 32 gradi. Mare da calmo a poco mosso. Tempo instabile anche in Trentino Alto Adige, dove si prevedono temporali e rovesci diffusi su tutta la regione, con diminuzione delle temperature massime. Minime dai 20 gradi, massime fino a 29. Di nuovo in diretta per proseguire questo nostro racconto dei fatti principali a nord-est, e oggi sono davvero tanti, e su tutti questa operazione, ve ne abbiamo parlato prima, collegati da Padova con Chiara Gaiani, sfruttamento di lavoratori stranieri, smantellata la banda, arrestato anche l'amministratore delegato di Grafica Veneta. I dettagli ve li abbiamo dati, ci ritorneremo ovviamente nel corso dei nostri telegiornali. E ancora la visita sull'altopiano del governatore del Veneto Luca Zaia per l'inaugurazione del punto nascite di Asiago, un presidio che era atteso da tempo dopo uno stop forzato a partire dal marzo del 2020. Zaia che è ritornato sul tema chiaramente caldo dei vaccini, sulla necessità di vaccinarsi sostanzialmente, e sulla stretta che comunque è in corso, per quanto sospesa, nei confronti dei sanitari Novax. Ce lo ha raccontato poco fa la nostra Vanessa Banzato, collegata proprio da Asiago. Temi che metteremo in fila nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. È chiaro che uno dei temi più dibattuti però di questi giorni è il Green Pass, che entrerà nella sua operatività a partire dal 6 agosto e che sta spaccando le categorie economiche, sta estremizzando il dibattito tra i cittadini e in qualche maniera sta sollevando diverse proteste anche da parte del mondo politico. Ne parliamo con Luigi Susin di Fratelli d'Italia qui in studio, che è responsabile
responsabile regionale economico delle imprese proprio di Fratelli d'Italia, Marzio Favero, ve l'ho mostrato prima, consigliere regionale della Lega, già sindaco volto storico di Montebelluna. È rimasto con noi l'assessore Antonio Bressa, assessore al commercio di Padova, del comune di Padova, Partito Democratico. Marzio Favero, comincio da lei, vorrei da lei un suo parere su questo Green Pass. Lei è un ideologo tutto sommato all'interno della Lega, è il filosofo della Lega in Veneto, e proprio nella Lega ci sono anche posizioni per certi versi differenziate su questo tema. Lei che cosa ne pensa? È uno strumento valido il Green Pass, sì o no? Per quanto mi riguarda, il Green Pass è uno strumento necessario, non valido. Ora, non è che la scienza proceda per verità assolute. La scienza procede lentamente, alle volte anche in modo fallibile, come ricordava l'epistemologo Lakatos, però l'alternativa è la irrazionalità. Il Green Pass è uno strumento che consente di avere un minimo di attendibilità sulle condizioni di salute della persona che ne è portatore. Ora, sappiamo che questo virus è pericoloso, è mutageno, ci sono nuove varianti. L'anno scorso, in questo periodo, c'era una specie di libera tutti, perché con la buona stagione di solito le influenze non si diffondono. Quest'anno invece vediamo che il virus sta colpendo anche nel periodo estivo e abbiamo ottimi motivi per essere preoccupati per il periodo autunnale e un suo ritorno. È chiaro che il Green Pass è importante proprio perché la vaccinazione in Italia non è obbligatoria. Ognuno può scegliere in coscienza sua se fare il vaccino oppure no. Se decide di farlo, però, ha diritto ad avere delle opportunità che chi decide di non farlo non può avere, perché è più facilmente esposto alla possibilità di contrarre il virus e di contrarlo anche in maniera, ahimè, grave. Mi pare che i dati sui pazienti ricoverati nelle terapie intensive siano chiari, no? Si tratta per lo più di persone non vaccinate. Allora è un gesto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri vaccinarsi. Per me questo strumento va utilizzato al lume del buonsenso, perché è chiaro che se uno entra in un bar per prendersi un caffè con la mascherina addosso non ha senso chiedergli il Green Pass, ma se uno deve stazionare in un posto che è affollato per un periodo più lungo è corretto che possa dimostrare di aver sostenuto le 2 vaccinazioni richieste. La prima è il richiamo. Per questo a me spiace che qualcuno sostenga le posizioni dei Novax. Sono inaccettabili, sono antiscientifiche, appartengono a una dimensione di irrazionalità che si pensava nel 2021 non potesse riproporsi sul piano storico, soprattutto dopo decenni di evoluzione per quanto riguarda la ricerca scientifica. Non dimentichiamo che chi porta avanti le teorie complottistiche spara delle cazzate enormi, perdonatemi il termine. Ma come si fa a pensare che i comunisti siano alleati con gli americani sulla questione del virus? Allora, tutte le teorie complottistiche sono ridicole. Noi sappiamo che chi aveva cercato di non affrontare il problema, tipo Johnson, alla fine si è preso la malattia e poi ha imposto al paese un rigore. Adesso, stranamente, sta riaprendo l'Inghilterra a un periodo di liberalizzazione senza controllo. Ma questa non mi pare una politica responsabile. Noi abbiamo bisogno invece di essere particolarmente attenti al problema del contagio, perché il contagio e il lockdown che ne è conseguito ha prodotto effetti letali per quanto riguarda, ahimè, i pazienti più deboli, ma ha anche dato un colpo alla nostra economia gravissimo. Non possiamo permetterci un nuovo lockdown in autunno o inverno, questo deve essere chiaro. Ed è per questo che vaccinarsi dovrebbe essere un obbligo morale. Attenzione. Senta Favero, e dopo vengo subito da Susin e Bressa. C'è però chi evidenzia una diversità di atteggiamento sul tema Green Pass e soprattutto sui vaccini tra Luca Zaia e Matteo Salvini. Anzi, c'è chi dice Matteo Salvini strizza un po' l'occhio al mondo Novax e No Pass.
Si stanno profilando delle posizioni diversificate tra Zaia e Salvini su questi temi, che sono cruciali in questo momento. Allora, alla fine Salvini si è vaccinato e secondo me farebbe bene essere più attento nei confronti delle manifestazioni di piazza. Capisco che come politico vuole cercare di comprendere le posizioni di tutti, però bisogna avere il coraggio di dire che non sono state manifestazioni gioiose, sono state manifestazioni surreali quelle dei Novax. Andare a creare un parallelismo fra i vaccini che servono per proteggere la salute dei cittadini e le operazioni dei nazisti che servivano per eliminare i diversi è una vergogna e gli autori di quei cartelloni dovrebbero essere denunciati per quanto mi riguarda, per l'irresponsabilità e per la volgarità che hanno manifestato. Quindi lei, Favero, da leghista della prima ora, nessuno glielo può contestare, consiglierebbe al leader Salvini di essere un po' più cauto? Mi pare di capire. Assolutamente sì. Peraltro Salvini so essere persona intelligente, mi ricordo di aver avuto una polemica con lui sul 25 aprile. All'epoca gli risposi sulla stampa nazionale dicendo che secondo me sbagliava a dire che lui non avrebbe partecipato a un'edizione del 25 aprile perché c'erano state delle oggettive strumentalizzazioni dell'evento. Il giorno dopo si è scusato e ha invitato tutti a partecipare a una manifestazione che è fondativa per la nostra democrazia. Quindi confido che Matteo Salvini possa correggere il tiro delle sue posizioni, perché in questo momento non ci possiamo permettere il lusso di essere leggeri sul tema dei contagi. Ahimè, stanno risalendo e nel periodo estivo, è questo che dovrebbe preoccupare tutti, perché se fossimo in un periodo diverso dell'anno dove è più facile la diffusione delle influenze potremmo essere anche più rilassati. Il fatto che questa influenza gravissima invece si stia diffondendo anche nel periodo estivo dovrebbe portarci ad avere grandissima attenzione a quanto potrà accadere in autunno e in inverno. E ripeto, un nuovo lockdown sarebbe un disastro. E Bressa, lei da assessore, da amministratore del territorio, vede da parte dei territori una risposta molto più cauta rispetto alle forze politiche di appartenenza? Cioè l'impressione è che tra i sindaci, siano essi di destra che di sinistra, ci sia una maggiore coesione su questo tema rispetto alla politica nazionale. Sì, c'è coesione, nel senso che si è preso atto con favore, io riscontro questo rispetto a quanto è stato introdotto dal governo, e si sta cercando di sensibilizzare, di fare il possibile affinché questa misura, cioè il Green Pass, possa essere quella misura che ci permette di convincere delle persone in più a vaccinarsi, perché come giustamente veniva poc'anzi ricordato, l'unico strumento che abbiamo a disposizione, che si sta dimostrando assolutamente efficace sulla base di tutte le evidenze scientifiche, è il vaccino. E quindi ogni strumento che noi abbiamo a disposizione, Green Pass compreso, per convincere le persone a vaccinarsi, io credo che debba essere utilizzato. Comprendo poi se ci sono alcune categorie economiche che magari si sentono l'onere di dover fare i controlli presso le proprie attività e che in questo senso possono in qualche modo lamentarsi di quest'onere in più, li comprendo, però a loro dico meglio dover fare questo tipo di attività piuttosto che ritrovarsi magari fra qualche settimana, mese a doverle chiudere le attività perché non abbiamo fatto il massimo per uscire da questa situazione. Allora vacciniamoci, facciamolo tutti ed evitiamo, questo è secondo me un imperativo che dovrebbero avere tutte le forze politiche rispetto a quello che è stato detto poco fa. Certo. Bisogna evitare ambiguità, bisogna dire con chiarezza che il vaccino serve, che la scienza ci sta dicendo che serve, che i dati ci stanno dicendo che sta facendo sì che non ci siano più persone in terapia intensiva ricoverate in ospedale. Certo. Se rimane una fetta troppo ampia di persone che non lo fanno il vaccino, attraverso la circolazione del virus tra queste persone potrebbe un giorno nascere un'altra variante ancora che magari potrà mettere in difficoltà chi il vaccino se l'è fatto, e quindi è veramente irresponsabile non farlo e dobbiamo fare tutti una comunicazione molto efficace su questo. A me su questo tema interessa molto l'opinione di Luigi Susin, perché Susin è rappresentante di Fratelli d'Italia, ma è anche imprenditore, lo conoscete in tanti, e
6 mesi fa all'incirca, Susin, 7 mesi fa, fine a dicembre, lei ha affrontato il Covid ed è venuto qui poi a raccontarci la sua esperienza. È stata un'esperienza anche estrema per certi versi. Drammatica. Quindi vorrei sapere da lei che cosa ne pensa di questo dibattito. Partiamo dal Green Pass. Io sono una persona che segue con ammirazione Marzio Favaro, però purtroppo in questo frangente purtroppo ho una visione completamente diversa, nel senso non sono convinto che il Green Pass, e vi dirò anche il perché, sia lo strumento adeguato per eliminare o così regolamentare i contagi. Perché dico questo? Perché se noi andiamo a vedere l'Amerigo Vespucci, 20 marinai vaccinati con, tra l'altro anche in Green Pass, tutti e 20 sono positivi. Cosa succede? Se questi marinai esibiscono il Green Pass, cosa succede? Che comunque vanno a infettare altre persone. Non è sicuramente il Green Pass che fa la differenza. Voi siete al governo e secondo me anche l'uscita che ha fatto Draghi non è sicuramente un'uscita da applaudire, anzi io credo che il fatto di andare in televisione a dire che se non ci si vaccina si muore è sicuramente un sistema che non bisogna adottare. Bisogna adottare sistemi di informazione corretti, perché questa è la strada. Noi di Fratelli d'Italia siamo a favore del Green Pass europeo, perché siamo sempre stati a favore del Green Pass europeo. Sicuramente il Green Pass, come lo stanno proponendo ora, che devo esibirlo per andare a bere un caffè, credo che non sia sicuramente la soluzione, anzi andiamo a penalizzare le categorie economiche del settore. Perché? Perché per andare a leggere il Green Pass c'è necessità di uno strumento, quindi andiamo ad appesantire ulteriormente queste imprese che comunque le abbiamo già appesantite di costi durante il lockdown, gli abbiamo fatto spendere un sacco di soldi, gli abbiamo dato praticamente niente in cambio, e ci troveremo di nuovo ad avere un costo per queste aziende da sostenere per andare a leggere un Green Pass, che dopo, come dicevo prima, non è sicuramente la soluzione, perché se una persona ha fatto il Green Pass, cos'è che certifica? Certifica solo il fatto di avere fatto il vaccino, punto. Però questo non è determinante, perché se comunque io ho contratto il virus, lo porto dappertutto e quindi siamo da capo, e quindi ci ritroviamo, come diceva prima probabilmente Favaro, a settembre-ottobre in una situazione di lockdown. Io credo che, appunto, avendo passato, come diceva lei prima, il virus e l'ho avuto anche in modo parecchio violento, bisogna secondo me mantenere tutti gli standard più alti possibili che possiamo avere, il distanziamento nelle mascherine dove ci sono affollamenti, non come abbiamo visto negli ultimi giorni che comunque la mascherina sembra un optional, e cercare di incentivare il più possibile le persone a vaccinarsi. Questo secondo me è una cosa che va fatta e bisognerebbe farla subito. Un'opera di, diciamo così, di prevenzione. Sì, lei è per la prevenzione. Ma sì, ma perché comunque il governo dovrebbe fare quell'attività per fare in modo di convincere i cittadini ad andarsi a vaccinare. Hanno una maggioranza bulgara, possono farlo, io credo che bisogna lavorare su questo, e l'unico sistema è quello di convincere le persone in modo adeguato ad andarsi a vaccinare. Favero, appunto, è così facile convincere le persone a vaccinarsi? Perché adesso siamo arrivati al giro di boa, più di un veneto su due, se rimaniamo in Veneto, è stato vaccinato, ha avuto una immunizzazione. Zaia oggi ha ribadito, entro la fine di settembre, inizio ottobre, arriviamo di fatto all'immunità di comunità, l'82% dei veneti raggiunti con almeno una dose. Però restano fuori delle fette anche importanti della popolazione. Come si fanno a convincere senza applicare l'obbligo?
Allora, proprio per questo è stato introdotto il Green Pass, lo notavano molti commentatori oggi sui giornali. È uno strumento, il Green Pass, che obbliga o induce chi non si è ancora vaccinato a vaccinarsi perché dà delle opportunità in più. Qua dobbiamo essere molto franchi. Allora, chi si è vaccinato ha probabilità inferiori di chi non si è avvicinato di contrarre la malattia, e se la contrae in maniera molto leggera. Che cosa significa? Che chi non si è vaccinato è un potenziale vettore di virus in modo assolutamente superiore rispetto a chi dispone del Green Card. Domandiamoci chi è che non si è vaccinato finora. Io credo vi siano 3 categorie. La prima è quella di chi non può vaccinarsi perché ha delle patologie particolari, e per queste persone serve un grande rispetto. Purtroppo dal punto di vista medico per loro il vaccino è sconsigliato. La seconda categoria è di chi non è riuscito a vaccinarsi perché magari non si trova nelle condizioni di arrivare nei centri dove si effettuano i vaccini. Sto pensando a molti anziani soli che non hanno i figli che abitano vicino e che quindi hanno anche difficoltà a fare la prenotazione online e a recarsi nei centri di vaccinazione. In questo momento sono i medici di base che stanno provvedendo a questo compito, andando a trovarli a casa. C'è una terza categoria di persone che però va in qualche modo messa sotto il fuoco dell'attenzione. Si tratta di persone che dicono: intanto vaccinatevi voi, che poi se c'è l'immunità di gregge noi siamo a posto. E questo non mi pare esattamente una posizione di grande responsabilità. Ci sono un sacco di fake news che girano in internet che evidenziano i rischi gravissimi delle manipolazioni genetiche o dell'interazione fra il 5G e il vaccino. Non so che cavolo ci sia di interrelazione fra queste due dimensioni. Ma questa forma di irrazionalità nell'affrontare il problema della pandemia è la dimostrazione classica che nei momenti di crisi vi sono persone che vanno in deiezione mentale, come diceva il grande filosofo Heidegger. Allora, bisogna ritrovare un po' di concretezza. Vaccinarsi è un modo per tutelare se stessi e per cercare di essere meno pericolosi per gli altri. Per quanto riguarda la lettura del QR, del codice del Green Pass, ma signori, basta avere un cellulare con lettore QR per leggere il codice QR stesso, e quindi non vedo una grande difficoltà operativa per chi gestisce un ristorante piuttosto che un'attività commerciale o altro. Ripeto, sono d'accordo con quanto ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia: se uno va a prendersi il caffè e si porta la mascherina e la abbassa solo per il tempo necessario a assorbirsi il caffè stesso, non ha senso esibire il Green Pass. Lo stesso dicasi per chi va in edicola. Qua si tratta di usare quella misura appunto del buonsenso che sembra che abbiamo perduto. Allora, è chiaro che il Green Pass è utile nelle situazioni dove vi è grande affollamento. Pensiamo agli stadi: se uno va allo stadio è opportuno che venga esibito il Green Pass per un motivo semplice: per abbassare le probabilità che vi sia trasmissione del virus. Certo che non abbiamo assistito a scene edificanti in occasione della meritatissima vittoria dell'Italia agli europei. Troppe persone sono uscite in piazza e si sono abbracciate, lo capisco, un sentimento di gioia, di fraternità, di unità, però bisogna non dimenticare quei comportamenti che abbiamo appreso in questo anno e mezzo di convivenza col Covid, quindi la distanziazione sociale, l'uso degli igienizzanti, l'uso della mascherina. Credo che se avessimo tutti un po' più di buon senso potremmo vivere in maniera meno traumatica la situazione. Ma ripeto, c'è una cosa che a me preoccupa. L'estate scorsa, se vi ricordate, persino grandi medici o virologi avevano detto: guardate, il virus non si vede più, l'RT è sceso a sotto l'1, quindi probabilmente a settembre-ottobre saremo tutti sereni. Non è stata così. In questo momento vediamo che il virus sta tornando a diffondersi in piena estate, nonostante la campagna vaccinale. Allora, credo che serva da parte di tutti un supplemento di attenzione in questa dimensione. Si chiama senso di responsabilità. E credo stia emergendo anche un altro aspetto che è interessante da un punto di vista gnoseologico, no? L'atteggiamento che ha la gente nei confronti della ricerca scientifica. Ricordiamocelo, lo ripeto, la scienza non è un sapere fondato su verità certissime, è un sapere congetturale che cresce sulla base di esperienze positive ma anche, ahimè, di errori. In questo momento i maggiori e i più importanti scienziati ci dicono che vaccinarci è necessario per cercare di salvare quante più persone possibile, e dovremmo avere anche maggiore attenzione per i paesi che non hanno le risorse per garantirsi i vaccini.
Per questa infezione è globale. Le comunicazioni sono oggi tali da rendere il mondo estremamente piccolo, perché uno prende un aereo e può portarsi una malattia dall'altra parte del globo. Pensiamo che vi sono miliardi di persone che in questo momento non hanno la possibilità economica di accedere alla vaccinazione, ed è questo il dramma. E giustamente vi sono coloro che sottolineano come i paesi più evoluti dovrebbero, dal punto di vista economico, dovrebbero in questo momento preoccuparsi dei paesi più deboli, dove le campagne vaccinali non si realizzano, non perché non si voglia farle, ma perché mancano le risorse economiche per farle. E questo è il punto. Comunque, Favaro, solo una battuta, mi fa piacere capire che comunque il tema non è Green Pass ma sono le vaccinazioni, come dicevo io. Effettivamente non dobbiamo puntare su quello che è il Green Pass, ma quello che è la informazione per le vaccinazioni di fatto, perché alla fine il Green Pass, come dicevo prima, è un dato che non fa altro di certificare che una persona ha fatto il vaccino, punto. Allora, il Green Pass è solo uno strumento, non è un fine. Il Green Pass è uno strumento che aiuta a capire come si può controllare il fenomeno, quindi non è la risposta assoluta e definitiva. Però certo, sapere che in un locale dove inesorabilmente soggiornano più persone per 1 o 2 o 3 ore, abbiamo gente che è vaccinata, dà maggiori garanzie e maggiore tranquillità anche per chi gestisce l'attività di accoglienza. Ma non è che hai una garanzia, Favaro. Che avere il Green Pass non è la risposta totale, ma è senz'altro un aiuto al processo di controllo. Non abbiamo la certezza. Purtroppo, come dicevo prima, i marinai della Amerigo Vespucci sono tutti positivi, cioè tutti quanti vaccinati col Green Pass, tutti positivi. Quindi secondo me bisogna fare un ragionamento più ampio, cercare di sforzare le persone ad andarsi a vaccinare, giustamente, perché noi di Fratelli d'Italia sul Green Pass siamo favorevoli, non è che non siamo favorevoli, siamo favorevoli, come dicevo prima, al Green Pass europeo per muoverci tra paese e paese, ma dopo per andare a mangiare o bere il caffè io credo che ci vuole buon senso, insomma. La vicenda di questi marinai, però come dicevo prima, lo sappiamo tutti che il Green Pass non è una patente di immunità. È uno strumento utile a governare il fenomeno. Come sappiamo che portare la mascherina non è uno strumento sufficiente a impedire di contagiarsi, però aiuta o riduce le probabilità che le persone si contagino, così come l'usare i igienizzanti, anche un ottenere la distanziazione, ed è per questo che è uno strumento utile e credo sia fondamentale far crescere una cultura della responsabilità, etica della responsabilità, che non significa condividere gli stessi valori, ma rendersi responsabili gli uni nei confronti degli altri. È l'etica minima moralia. Sto segnando diverse sue espressioni, Favero, oggi sono molto interessanti, però ritorno per un attimo su Padova, perché questa mattina, Assessore Bressa, è partita una lettera dell'APPE, che è l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, possiamo anche vederla, ai parlamentari padovani, eccola qua, perché si vada in qualche modo a rivedere un po' la regola generale del Green Pass. A nostro avviso è fondamentale, leggiamo, esonerare dal possesso di Green Pass per poter accedere alle attività di bar, e qui viene appunto elencato il codice Ateco, in quanto caratterizzate da un consumo di tipo veloce, esonerare l'esercente dalla responsabilità della verifica del possesso di Green Pass da parte dei clienti, lasciandolo esclusivamente a questi ultimi, sulla falsariga di quanto già avviene ad esempio per il divieto di fumo. Fanno bene gli esercenti padovani a chiedere questo, Bressa, e soprattutto otterranno risposta secondo lei? Allora, come dicevo prima, io comprendo le ragioni per cui APPE o comunque gli esercenti chiedono di rivedere l'utilizzo del Green Pass, non per questo però condivido questa impostazione. Proprio per quello che si diceva anche prima, gli stessi clienti che sanno che all'interno di un ristorante, ma anche di un bar, perché guardate, il bar non è solo un posto di consumazione veloce, ci sono persone che si sono contagiate. Ricordo la prima vittima di Covid a Vo, probabilmente ha contratto il virus stando al bar giocando a carte con gli amici, se non ricordo male. Quindi dobbiamo essere prudenti e cauti.
io come cliente, così come tante altre persone, nel momento in cui sappiamo che all'interno di questi spazi sono tutti vaccinati e quindi la probabilità che siano portatori di virus è molto molto inferiore rispetto a persone che non sono vaccinate, è chiaro che andiamo più volentieri in questi spazi, per cui io invito gli esercenti anche a cogliere l'opportunità di un utilizzo del Green Pass, di far vedere ai clienti quando arrivano presso il locale che viene controllato il Green Pass. E io credo che ci siano tante persone che si sentirebbero rincuorate dal sapere che in quello spazio si è più sicuri dopo tutte le difficoltà che abbiamo attraversato. Per cui non lo so quale sarà il tipo di ascolto che comunque deve essere garantito a questa lettera che scrive Appe, credo però che debba essere considerata come stella polare la sicurezza all'interno degli spazi. Facciamo tutti uno sforzo con responsabilità, con qualche fatica in ma la posta in gioco è così importante che dobbiamo, anche gli esercenti, io credo in prima persona, cercare di fare ogni passo nella direzione di garantire sicurezza agli avventori. E anche perché qua il discorso è questo, noi siamo al 26 di luglio, fra un mese e mezzo ricomincia la scuola, stiamo in qualche modo rivivendo, e questo è un altro bel problema, un altro bel tema. Come la mettiamo da questo punto di vista, Assessore? Esatto, noi dobbiamo anticipare quello che sarà l'autunno per evitare che, siccome sono modelli matematici, abbiamo imparato a conoscerli, l'escalation dei contagi poi può continuare ad aumentare, soprattutto in una fascia di popolazione, quella che è meno vaccinata e quindi quella più giovane, che ha iniziato dopo, diciamo, il percorso di vaccinazione. È chiaro che ci troveremo a settembre con un problema che poi si riversa sui mezzi pubblici e quindi gli autobus utilizzati dagli studenti, eccetera. Per cui se riusciamo ad avere un minimo di rigore, il che tra l'altro, volevo aggiungere questo, non costringe per forza, anche se sarebbe ovviamente la soluzione ottimale, le persone che vogliono frequentare i locali pubblici a vaccinarsi, ma almeno a fare un tampone. Vuoi ostinarti a non vaccinarti perché vuoi invocare una libertà personale che comunque ti è garantita? Beh, allora nel momento in cui decidi però di condividere il tuo spazio con altre persone in un ambiente chiuso, devi dimostrare che sei una persona che non è in grado di mettere in pericolo gli altri con il virus che è la nostra emergenza attuale. Serve una responsabilità il più estesa possibile, collettiva, perché c'è solo un modo per essere più intelligenti del virus, ed è quello di non dividerci tra di noi, di fare comunità. Se le persone, le comunità riescono a fare questo, a essere coesi, non ce n'è neanche per il virus, neanche per questo virus che ha dimostrato di essere tra i più temibili con queste sue evoluzioni, queste sue varianti. Quindi cerchiamo di essere più intelligenti di lui, facciamo questo vaccino, utilizziamo il Green Pass e finalmente diamo una risposta che è quella che poi ci permette anche di avere una ripartenza economica in autunno senza il ritorno di ondate che siano pericolose. Ecco, e visto che non possiamo prescindere dalla scienza, come diceva anche Favero, per quanto le certezze non siano mai assolute, questo è il grafico dal quale deve muovere ogni considerazione che ci ha messo a disposizione qualche giorno fa, sabato, il professor Massimo Guerriero, che ringrazio sempre per il supporto, che è epidemiologo all'Università di Verona. Come vedete dalla freccia rossa, il contagio sta salendo, e sta salendo anche in modo abbastanza veloce. Questo significa che a fine agosto, a settembre, ci saranno dei casi di contagio in più. Questo lo abbiamo capito, lo ha detto anche il governatore Zaia, continua a ribadirlo, lo ha detto oggi ad Asiago, non porta a un exploit fortunatamente delle ospedalizzazioni, perché c'è lo scudo vaccinale. È un concetto che si ripete, ma che evidentemente non tutti hanno compreso. Susin, ecco, lei dice: dobbiamo stare attenti ad applicare questo Green Pass, il Green Pass è un qualcosa in più ed è una rogna in più, chiamiamola così, per gli imprenditori che già sono prostrati dopo 1 anno e mezzo di pandemia, ma veramente come ne usciamo? Perché qua non se ne esce altrimenti. No, beh, per uscirne l'unico sistema è quello che si diceva, che abbiamo praticamente detto tutti, è quello di portare avanti
una vaccinazione massiccia nei confronti di quelle persone che a oggi non si sono ancora vaccinate e che per una scelta o per l'altra insomma non l'hanno fatto. Io credo che comunque queste persone vadano così vaccinate, facendo cosa? Facendo meno confusione. Il governo deve fare meno confusione, perché se noi ricordiamo AstraZeneca, quando c'è stato è venuto fuori un disastro, prima sì, dopo no, adesso non si sa, vediamo, cioè bisogna mantenere una barra dritta. Io un governo, adesso abbiamo un governo, non dobbiamo scordarlo, che abbiamo il governo dei migliori, no? Quindi il governo dei migliori, io mi aspetto che tenga la barra dritta e che faccia tutte le azioni possibili per portare tutti i cittadini a vaccinarsi. Questo è perché, ripeto, il Green Pass ci dà l'opportunità di sapere che una persona piuttosto di un'altra ha fatto il vaccino, ma non ci dà sicuramente la certezza che la persona non sia positiva. Quindi, ripeto, bisogna avere l'immunità di gregge il prima possibile. Certo. Mi sembra che Figliuolo stia facendo un bel lavoro a mantenere quella strada, è la strada maestra, fare una buona informazione, cercare di mantenere, come diceva Favaro, il buon senso, quindi distanziamento sociale, dispositivi di sicurezza, quello che ormai ci diciamo tutti e che sappiamo ormai tutti quanti, perché ormai questo virus sappiamo come gestirlo. L'importante è che le persone abbiano buon senso, questo è quello da fare. Il Green Pass per le aziende, no? Per tutte quelle persone che stanno lavorando col turismo o piuttosto diventa un problema, perché il turismo si sposta in Spagna, in Grecia, su quei paesi che oggi il Green Pass non stanno adottando. La stessa Merkel ha detto che il Green Pass non lo prende in considerazione, quindi cioè, un ragionamento ampio secondo me va fatto, non chiudiamoci sulle stanze così per dire bisogna avere il Green Pass. Cosa serve il Green Pass oggi? Soltanto a sapere che la persona si è vaccinata, punto, non risolve il problema. Allora facciamo così, saluto e ringrazio perché eravamo rimasti d'accordo fino alle 14, l'assessore Antonio Bressa, grazie davvero assessore, e mentre rimane con noi Marzio Favero e Luigi Susina, ma ci vediamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Sentirmi dare del venduto, del corrotto, di aver venduto l'anima, dello schiavo di Bill Gates, del venduto ai poteri forti, minacce di morte, francamente sono cose che poco mi entusiasmano, che condanno, che respingo, ma che non diminuiscono il mio entusiasmo in quella che è una missione che oggi sto portando avanti, che è quello di servire la mia comunità. Ancora un attacco personale ai primi cittadini che scelgono di sostenere la campagna vaccinale anche attraverso appelli alla loro comunità. Come è accaduto al sindaco di Saonara nel padovano Walter Stefan, questa volta tocca al sindaco di Treviso Mario Conte. Non è il primo attacco social subito dal primo cittadino che non ha mai nascosto la sua fiducia nella scienza e nel sistema sanitario. Io, guardate, continuo a vedere un aumento dei contagi, purtroppo stanno cominciando ad aumentare, anche se per fortuna lentamente, i ricoveri e le terapie intensive, e quando guardo questi due effetti mi torna in mente subito chiusura, coprifuoco, lockdown. Ecco, io queste tre parole qua, siccome per me corrispondono a sacrifici, lacrime, dolore, protesta, rabbia da parte dei miei cittadini, associazioni di categoria, io non voglio più vederle. Per far questo io ho deciso di fidarmi della scienza e ho deciso di vaccinarmi. Insulti e offese sui social anche per essersi espresso in termini ottimistici nei confronti del Green Pass, una posizione su cui Conte è tornato all'indomani dei primi attacchi e nonostante la posizione più dura dei vertici del suo stesso partito. Credo che oggi consigliare di vaccinarsi sia qualcosa di responsabile, rispetto chi decide di non farlo, però dico altrettanto che non voglio più tornare alle chiusure, e per non tornare alle chiusure ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità, o di vaccinarsi o di assumersi le responsabilità di subire alcune limitazioni. Così il sindaco di Treviso Mario Conte, perché questo
è un altro risvolto di questa situazione, di questo clima che da un certo punto di vista è sempre più teso. Abbiamo titolato anche la politica e il concetto di libertà. Su questo Marzio Favero so che potrebbe appunto da filosofo scrivere un libro, ma di questo stiamo parlando, consigliere. Qual è la libertà? Qual è il raggio d'azione della libertà? Come diceva Zaia l'altro giorno a Montebelluna in occasione della presentazione del nostro nuovo candidato sindaco in città, la libertà di una persona termina dove inizia la libertà dell'altra. È una frase che usava spesso Voltaire per ricordarci che c'è una responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti degli altri. Allora, non c'è una necessità meccanica nei rapporti fra le persone, c'è la libertà e la libertà comporta il peso della responsabilità. Uno può essere responsabile o meno nei confronti degli altri. Proprio l'emergenza pandemica ci pone la questione etica di che cosa vogliamo essere nei confronti non solo di noi stessi, ma nei confronti delle altre persone. Allora, vaccinarsi significa accettare l'unica soluzione che la scienza, che come dicevo prima è un sistema di conoscenza che non è infallibile, ma che è l'unico sistema di conoscenza su cui può poggiare razionalmente il nostro progresso, ci suggerisce di fare. Allora, chi non si vaccina semplicemente fa una scelta di irresponsabilità nei confronti di se stesso e degli altri. Cede alle informazioni che circolano in Facebook o in altri social dove manca un controllo reale delle informazioni. E questo è gravissimo perché, vedete, la scienza si basa sul controllo delle affermazioni. Se uno scienziato fa un'affermazione, la comunità degli altri scienziati interviene per controllare se i fatti gli danno o meno ragione. Questo non significa che la verità acquisita sia assoluta, perché dopo qualche decennio magari subentrano nuove visioni, nuove prospettive che portano a correggere una teoria. Ma il pensare di basarsi su informazioni che non sono fondate su nessuna metodologia significa tornare indietro di secoli a una forma di pensiero irrazionale, perdonatemi, bambinesca. Allora, non ci sono scuse per i Novax. E ripeto, quanto è accaduto con le manifestazioni nelle quali sono apparse citazioni a situazioni incomparabili con quella con cui stiamo vivendo, ci pone un problema morale di dov'è la responsabilità di queste masse e di chi cerca di cavalcarne le opinioni. Ed è per questo che credo sia assolutamente opportuno che vi sia da parte del governo una scelta draconiana. Deve essere esteso l'obbligo della vaccinazione. Quindi lei sarebbe proprio per questo, insomma, estendere l'obbligo della vaccinazione? A mali estremi rimedi. Se ci sono persone che non si rendono conto di cosa significa diventare portatori di un virus che si sta trasformando e può avere varianti ancora più pericolose, allora è opportuno che si intervenga da autorità. Ma lei comincerebbe... La libertà non è il libero arbitrio, cioè qua forse dovremmo chiarire questo concetto, perché per troppe persone, e questo dipende dal soggettivismo che caratterizza la nostra epoca, la libertà è fare quello che si vuole. Io sono libero perché faccio quello che voglio. No, questa non è la libertà. La libertà è un esercizio di razionalità che comporta l'accettazione di regole. Lo diceva Kant, la libertà è un paradosso. La libertà è obbedire a una legge morale. E la legge morale ha la caratteristica di essere universale, cioè è morale ciò che è giusto per me perché è giusto anche per gli altri. Se è giusto solo per me, non è una regola morale. Allora, in questo momento vi sono persone che stanno pensando egoisticamente che possono vaccinarsi gli altri in modo da garantire l'immunità di gregge, però risparmiando a sé il fastidio di farsi una iniezione, e questo non va bene. Ma lei, mi dispiace Favero, per quei politici che sono deboli. Mi scusi, comincerebbe da alcune categorie in particolare, si parla tanto degli insegnanti o anche degli operatori Novax. Mi pare che gli insegnanti abbiano già raggiunto un alto livello di vaccinazione. Sì, un 80-90%, quelli che restano Benissimo. fuori, diciamo. È opportuno completare il percorso, ma lo stesso dicasi per il personale medico, per chiunque ha contatti con il pubblico. Noi dobbiamo capire che la libertà non è libero arbitrio, fare quello che si vuole, ma riuscire a esercitare la propria decisione all'interno di un contesto regolato. Però Favaro, non vorrei mettere
il dito nella piaga, no? Dicevo prima, c'è il governo qua dei migliori con una maggioranza bulgara, io sono pienamente d'accordo, mettiamolo facciamolo diventare legge, che sia la vaccinazione obbligatoria e vacciniamo tutti, però fate qualcosa, se non fate in modo di renderlo obbligatorio, quantomeno facciamo una sana informazione. Mi stanno scrivendo come si fa a dare l'input ai Novax di vaccinarsi. Bisogna fare una sana informazione. Io credo che non è che abbiamo tante alternative. Se passa il messaggio che la vaccinazione può essere, ormai è un dato di fatto che comunque se uno contrae il virus avendo fatto il vaccino la malattia è nettamente inferiore a quello che ho preso io, per dire, a dicembre, e quindi bisogna trovare il sistema di fare un'informazione adeguata al momento e a questa pandemia. Insomma, non ci sono tante altre alternative, Favaro. Allora, io sono d'accordo con te sulla necessità di fare un'informazione capillare, però questo sforzo è in atto e si vede che non basta. Evidentemente vi sono fasce di popolazione che hanno rinunciato a pensare in termini razionali e che usano come loro riferimento fonti di informazioni inquinate che trovano in internet, ed è uno dei drammi del nostro però tempo. bisogna spingere un po' di più, Marzio, spingere un po' di più, perché probabilmente gli sforzi che stiamo facendo oggi non sono sufficienti, perché se i social prendono sopravvento sull'informazione che si sta facendo non è sufficiente, bisogna investire di più. Parli con un sindaco che si è sempre rifiutato di utilizzare i social, perché chi entra nei social... Sappiamo la sua versione per i social, è diventata... Allora, però i social se vengono usati... Allora, vorrei ripetere una frase di Umberto Eco che era piuttosto offensiva per gli utenti dei social, no? E quindi la evito. Però io credo che in questo momento sì, il governo debba avere il coraggio di fare una scelta draconiana. Certo. Bisogna vaccinarsi, e bisogna vaccinarsi perché sono i dati reali che ci dimostrano come i soggetti più fragili siano quelli che non si sono vaccinati. E c'è troppa gente che scherza e dopo col fuoco e poi si mette a piangere, no? Quando si scotta. E io credo che andare in un ospedale e vedere che persone che sembravano sanissime sono in pericolo di vita sia un'esperienza che ti aiuta a capire che bisogna essere più attenti. Allora, io mi ricordo di un caso di una persona che ho conosciuto, un atleta sanissimo, faceva tutte le visite mediche, ma ha rischiato di perdere la vita. Allora, non è il caso di scherzare con il coronavirus. Ce lo hanno dimostrato i dati, è stato preso sotto gamba da tutti, anche da me stesso, lo dico all'inizio, no? Ma che cos'è questo virus che sembra un'influenza? In realtà poi abbiamo capito nei primi mesi dello scorso anno che si tratta di una malattia particolarmente aggressiva. Trovo volgarissime le posizioni di quanto dicono, ma in fin dei conti colpisce la popolazione anziana che in ogni caso è destinata a chiudere il proprio percorso vitale. Allora, credo che ognuno di noi auguri al proprio padre o alla propria madre di vivere almeno un altro giorno, e quindi credo che un po' più di responsabilità servirebbe, e credo sia anche necessario censurare coloro che non si comportano correttamente. Allora, vedere che Casa Pound o altri movimenti portano avanti una specie di polemica contro il sistema basata su teorie assolutamente risibili di un complotto mondiale è qualcosa che deve essere stigmatizzato anche dal mondo del giornalismo. Sottolineiamolo, oggi noi viviamo in un mondo che è quello della comunicazione, e la comunicazione oggi ha i ritmi della comunicazione televisiva, che è molto rapida, e questo è anche un limite, no? Perché la comunicazione rapida impedisce di sviluppare ragionamenti molto strutturati. Io sto parlando in televisione e devo ringraziare Arboit perché stiamo sviluppando qualche ragionamento con ritmi diversi da quelli tradizionali, no? Di solito è la battuta o lo slogan. Invece abbiamo bisogno assoluto di tornare alla riflessione in tutte le dimensioni. Assolutamente. Non possiamo pensare di dare risposte semplici a problemi complessi. La sfida della pandemia è un problema complesso, ma sottolineo una cosa e voglio enfatizzare questo aspetto. Noi oggi stiamo affrontando il coronavirus,
E se un domani arrivasse un'altra pandemia ancora più grave? Non dimentichiamoci che nel 1918 arrivò la spagnola, che fece circa 100 milioni di morti. Oggi siamo attrezzati per affrontare nuove sfide pandemiche. Io spero che questa esperienza ci aiuti a strutturare delle prassi, delle procedure utili per affrontare anche in futuro problemi come questi. Assolutamente. Diciamo che il problema è davvero complesso. Che Marzio Favero ponga sul tavolo anche la questione dell'obbligatorietà vaccinale diciamo, è una prospettiva per l'autunno questa, perché ci stiamo avvicinando per certi versi per gradi. O no, Susina? Lei dice non dobbiamo andare verso questo, però no, è uno scenario ipotizzabile. È uno scenario che bisogna prendere in considerazione, perché potrebbe essere sicuramente la soluzione. Ripeto, piuttosto di trovare a discutermi del Green Pass, che come ho ben ampiamente detto, secondo me grosse soluzioni non ce ne dà, il fatto di avere un governo che imponga il vaccino come quello del morbillo, piuttosto come abbiamo avuto, se questa è la strada, purtroppo io sono favorevole su questo, non è che però sono loro che sono al governo, sono loro che devono essere proattivi su questa strada qua. Noi siamo favorevoli alle vaccinazioni, crediamo che sia la strada maestra per andare incontro alla risoluzione di un problema che è grave, insomma, e quindi questo è il sistema migliore per andare poi a risolverlo, però ripeto, bisogna volerlo, non è così semplice. Se noi abbiamo un governo come questo che non riesce a portare avanti una cosa così importante, veramente io sono molto preoccupato per come possono andare avanti nei prossimi 2 anni l'Italia e gli italiani, insomma. Grazie Luigi. Grazie Susin, responsabile economico imprese di Fratelli d'Italia per il Veneto. Grazie a Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. Grazie davvero Favero. Siamo addirittura d'arrivo. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento con l'informazione dal Veneto alle 18:30, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Parleremo e vi daremo gli aggiornamenti su alcuni fatti di cronaca che si sono registrati nelle ultime ore, il drammatico incidente che questa mattina ha sconvolto via Feltrina a Treviso, dove è stato investito un ciclista di 36 anni che si trova gravissimo in ospedale, lo vedete dalle immagini. Con ogni probabilità l'uomo alla guida dell'utilitaria ha avuto un malore improvviso, ha perso il controllo del mezzo e ha colpito il ciclista. Tutto questo mentre Sernaglia della Battaglia piange per la morte di Lino Zannoni, titolare della gelateria Fontanelle, che appunto è deceduto ieri sera verso le 20, stava viaggiando in direzione Pieve di Soligo con la sua Vespa Piaggio quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Una domenica che è stata contrassegnata da tanti incidenti stradali, quello per esempio che ha coinvolto e ucciso Barbara Monaco, trevigiana di 52 anni. Quindi diciamo che si pone come sempre il problema della sicurezza stradale in queste settimane, in questo inizio d'estate, come non mai per certi versi. Però c'è la nota positiva, e questo va detto, la nota positiva che arriva da Tokyo, da quei fantastici ragazzi Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, che hanno agguantato l'argento alla 4% stile libero. Una medaglia che parla per metà Veneto, perché Manuel Frigo, 24 anni, è di Cittadella, e Thomas Ceccon, 20 anni, è di Thiene. Entrambi sono nelle forze dell'ordine, sono nella polizia di Stato.
questo appunto nel giorno in cui Federica Pellegrini si è classificata per le semifinali, è arrivata penultima nei 200 stile libero, ma appunto lei dice in semifinale cambierò registro, quindi anche le emozioni olimpiche e ve ne daremo ovviamente conto con le storie degli atleti veneti. È tutto per questa edizione del Mezzogiorno, ringrazio e saluto dalla regia Tony Esposito con Mattia Pizzaia. Saluto e ringrazio tutti voi, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento.